Posto. Diamo il via a questa seconda giornata di 2050, dedicata, come vedete dal titolo, alle mie spalle, anche a fare il punto su alcuni aspetti più specifici. Questa mattina, per esempio, avremo un focus sul tema della sostenibilità nel mondo agricolo, si parlerà di CER, si parlerà di sostenibilità nel settore industriale con un focus per esempio sul mondo dei rifiuti e quindi anche dell'economia circolare, questo nel primo pomeriggio. Abbiamo una giornata densa, come sempre capita direi a 2050, densa anche di saluti, quindi prego naturalmente chi interverrà in questa fase di saluti di essere molto asciutto. Lo dico anche per il pubblico, perché quando da pubblico andate alle conferenze normalmente non siete felici di vedere 45 minuti di saluti introduttivi e siete più felici che si vada velocemente verso il succo del discorso. Allora io direi che possiamo cominciare con il contributo di Andrea Ragona, eccolo qua, assessore ambiente al Comune di Padova, bentornato perché insomma presenza stabile direi in questo contesto. Intanto recuperiamo il microfono, eccolo qua, o per chi preferisce c'è il podio. Prego. Uguale. Beh, faccio veloce dai, perché visto che sono stato richiamato a fare, a fare veloce, recupero anche il tempo di andare fino là. Allora, grazie dell'invito, grazie agli organizzatori. Gli anni vanno avanti, si svolgono nuove edizioni e si va avanti nelle idee, nelle riflessioni. Il bello è che nel frattempo qualcosa inizia a cambiare, si inizia a vedere anche in città. Vabbè, oggi ci sono dei temi un po' più specifici, però l'idea che sta dietro a un forum come questo è l'idea del cambiamento, dell'adattamento a un mondo che sta cambiando dal punto di vista climatico e che quindi ci obbliga a ripensarci come società e come economia. Quindi la cosa incoraggiante è che più vanno avanti le edizioni del forum, più uscendo in città vediamo anche questi cambiamenti che 3 anni fa magari avevamo iniziato ad abbozzare, raccontavamo come delle idee, e quindi fa piacere. Poi dopo, come dire, quando c'è un evento ciclico si torna, è un momento in cui si può sedere, Certo. riflettere al passato. Quindi alcune cose di cui si discuteva, come ad esempio l'intervento di depavimentazione di Piazza Savelli, è stato realizzato. Abbiamo prima dato un'idea, poi abbiamo parlato di quando c'erano i cantieri in corso e adesso si vede un intervento. È uno ovviamente, ma anche i cantieri del tram all'inizio. Ecco, lo sapevo, infatti io sono 3 anni che sento parlare di questi tram di Padova. Infatti, però, come sta andando? no, Uno si chiede. come dire, una volta sentiamo parlare del tram, adesso sente parlare, cioè, dei cantieri, delle maledizioni dei cantieri. Ecco. Quindi, Prima o poi sentiremo parlare. Un passo avanti, ecco. Però prima o poi sentiremo parlare, speriamo, anche degli aspetti positivi. Quindi ecco, concludo sperando di poter vedere altre edizioni e di conseguenza vedere anche il tram. Infatti, grazie. Allora, adesso proseguiamo con il saluto di Silvia Gross. Benvenuta, Presidente del corso di laurea magistrale in Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy. Tra l'altro sarà una delle nostre ospiti più avanti nel pomeriggio. Tra l'altro corso di laurea, ne parlavamo prima, estremamente multidisciplinare, cioè, avete dai biologi ai chimici agli psicologi, mi dicevano. Esatto. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, sono appunto Silvia Gross e oggi appunto porto i saluti istituzionali dell'Ateneo come Presidente del corso di studi in Circular Economy e anche promotore insieme a colleghi di altre iniziative didattiche nel campo dell'economia circolare. Ma sono particolarmente contenta e fiera di rappresentare il mio Ateneo, anche perché l'Università di Padova, fin dal piano strategico 2018-2022, ha elevato la sostenibilità a impegno istituzionale, impegno che poi si è cristallizzato nella Carta degli impegni sulla sostenibilità recentemente aggiornata per il
quinquennio 2023-2027 e che rappresenta effettivamente un esempio pragmatico di come l'università declini la tematica non in modo astratto ma in modo molto concreto nelle varie attività didattiche, di ricerca, ma anche di terza missione e di buone pratiche amministrative, gestionali e logistiche. La sostenibilità è veramente il DNA di uno dei DNA di questo Ateneo. E un'altra cosa che mi piace notare è che questa sostenibilità viene declinata in ambito molto interdisciplinare, come rappresenta proprio la laurea che ho l'onore di coordinare, che raccoglie 38 di docenti di 12 dipartimenti diversi e che negli anni ha contemplato anche contributi precedentemente insospettabili, tipo la psicologia, la statistica, come appunto contributi alla sostenibilità e l'economia circolare. E un'altra cosa che ho notato scorrendo il programma è che oltre a me ci sono altri 8 docenti di UniPD in questi giorni che c'è il professor Barcaccia qui presente, direttore del Dipartimento d'AFNAE, che rappresentano appunto questa declinazione molto multidisciplinare da parte dell'Ateneo sulle tematiche di sostenibilità. Penso che questo evento sia molto importante per promuovere un dibattito tra noi dell'università e gli attori accademici, gli attori istituzionali ed economici del territorio su una tematica su cui il nostro auspicio come docenti è che il contributo della scienza e della tecnologia nel perseguire in modo concreto gli obiettivi di sostenibilità venga riconosciuta, valorizzata e anche comunicata nell'ambito di eventi molto interessanti come il forum di oggi. Vi auguro una buona giornata e per chi ci sarà ci vediamo nel pomeriggio. Buongiorno, grazie. Grazie Gross. Allora, vedo qua Giacomo Cantarella, presidente di Assoesco, che come potete vedere è uno dei soggetti che organizza questa kermesse. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Sì, siamo contenti di essere per il terzo anno consecutivo tra i promotori di questo forum molto interessante. Rubo qualche minuto solo per spiegare un po' meglio chi sono le Energy Service Company. Sono società che portano avanti servizi energetici e realizzano progetti, sono in grado di progettarli, ingegnerizzarli, realizzarli, gestirli, manutenerli nel tempo e sono in grado di presidiare e gestire i rischi connessi alla realizzazione di questi interventi. Siamo soprattutto, in questo contesto è opportuno sottolinearlo, anche in grado di mobilitare finanza privata, che in accoppiamento a un set di regole stabili e a incentivi ove fosse necessario, possono davvero dare un contributo alla sostenibilità e quindi alla transizione energetica che il Paese è chiamato a fare. Do solo 2 numeri molto velocemente. È scritto nel PNIEC che dovremo fare da qui al 2030 oltre 70 gigawatt di nuovi impianti a fonte rinnovabile e oltre 70 milioni di TEP di risparmio in termini di efficienza energetica. Le ESCO sono chiamate in causa, dai cittadini, dalle imprese, dalla pubblica amministrazione che ha bisogno di fare questo percorso. Quindi siamo contenti, diciamo, dell'esistenza di forum come questi che promuoviamo, perché possano essere occasioni di dialogo con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti, ripeto, per costruire insieme un quadro stabile di misure e diciamo, mettere le basi affinché la transizione energetica possa effettivamente avvenire nel nostro Paese. Grazie, grazie. Tra l'altro, insomma, ricordiamo, lasciatemi dire, tutt'altro che per piaggeria, ma che è un ruolo fondamentale per il fatto intanto che hanno un approccio quantitativo. Questo in generale dovrebbe essere, o almeno dovrebbero averlo, insomma, cioè misurare una delle difficoltà che abbiamo in questa transizione è proprio quella di misurare le performance e di essere capaci, come dire, di investire in modo oculato, perché le risorse sono sempre limitate, facendo quindi investimenti che abbiano anche un senso economico più solido possibile. Questo è abbastanza connaturato nelle attività dell'ESCO che lavorano bene, perché non tutte lo fanno, ma quelle che lo fanno hanno questa caratteristica un po' intrinseca, devono essere capaci di produrre un effetto win-win, quindi sia dal lato dell'impresa che offre il servizio, sia dal lato di chi lo riceve.
Allora, Michele Calleri, spero di aver pronunciato correttamente l'accento sul cognome. Benvenuto, presidente di Transparency. Buongiorno, A lei. sono Michele Calleri, rappresento Transparency International, che è una organizzazione non governativa, la principale organizzazione non governativa a livello mondiale in tema di contrasto alla corruzione internazionale. Io sono per la verità presidente del capitolo italiano e volevo parlarvi, intanto ringraziarvi e incoraggiarvi per questa iniziativa, perché bisogna avere fede per portare avanti queste nuove idee sulla transizione energetica. E poi avvertirvi, diciamo, della possibilità di analizzare preventivamente quelli che possono essere i rischi di corruzione nell'ambito delle iniziative che si svolgono per favorire questa transizione energetica. A questo proposito brevemente voglio rendervi edotti del fatto che l'OCSE, che è l'organizzazione degli stati a base democratica, l'Organizzazione Mondiale con sede a Parigi, ha rilasciato recentemente un documento che analizza il rischio di corruzione nel settore del Green Deal e evidenziando alcuni aspetti che possono essere particolarmente da attenzionare da parte dei compliance manager delle vostre imprese oppure da parte dei responsabili di funzione analoga all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tra questi rischi uno interessante è quello che riguarda l'attività di advocacy che può essere compiuta nei confronti degli organismi decisori pubblici da parte non solo da parte delle imprese che sono naturalmente propense a spingere per una certa linea nella transizione energetica, ma anche da parte degli stati. E quindi lo dico questo allo scevro di valutazioni politiche e di facili banalizzazioni del tema, ma quindi all'interno degli organi decisori occorrerà sicuramente tenere un'attenzione particolare alla compliance per quello che riguarda le informazioni, le promozioni che arrivano non solo da parte delle imprese ma anche da parte degli stati. Poi voglio anche rendervi edotti del fatto, siccome Transparency si occupa tendenzialmente di società civile, voi adesso la conoscete per l'indice sulla corruzione percepita, ma in realtà dietro c'è tutto un lavoro di studio su quelle che sono le dinamiche della società civile con riferimento agli aspetti della corruzione. Nel luglio scorso, e lo trovate sul sito di Transparency International, ha rilasciato un altro documento su quelli che possono essere i rimedi che possono essere adottati sia da parte delle amministrazioni sia da parte delle aziende fornitrici per scongiurare il rischio di comportamenti corruttivi o comunque di comportamenti non etici. Perché in conclusione voglio dirvi che la migliore transazione energetica è anche clean, deve essere pulita per quello che riguarda lo spirito e gli obiettivi, deve essere scevro da conflitto di interesse, deve essere sinceramente migliorativo della condizione delle persone, perché così potrà essere percepita in maniera più attenta e più da parte della società civile. Grazie. Grazie a lei Calleri. Ecco, per averci ricordato anche un dato elementare, non è che come dire, ci si divide in buoni e cattivi solo sulla base dei combustibili che si utilizzano, delle fonti di energia che si utilizzano, esistono problematiche di interessi non sempre diciamo del tutto legittimi, anche se si opera in un settore cosiddetto green, quindi queste problematiche assolutamente ci sono. Adesso abbiamo l'intervento di John Stewart e io vi chiamo insieme o volete salire separatamente? Giuseppe? Allora, ok, cominciamo da John Stewart che è presidente di VST, che è lo studio legale, come sapete, che
diciamo, è poi partner tecnico di queste 3 giornate, quindi molto impegnato nella parte organizzativa, direi che dal punto di vista pratico ne ha fatta gran parte. Prego. Allora, buongiorno, sono John Stewart, come potete immaginare non sono italiano, sono scozzese, quindi dovete sopportare il mio accento per qualche minuto. Accolgo l'invito di Massimo di essere breve, però essendo la mia prima uscita in pubblico dopo un mese in una terra rugbista, non posso che congratularmi con gli italiani per la sconfitta che noi abbiamo subito a Roma. Poi fortunatamente avete anche massacrato i gallesi, quindi un po' mi sono sentito meglio. Okay. Mi dicono che ieri la discussione sulla sanità era molto interessante, sono impaziente di vedere oggi la stessa cosa con la discussione su agrovoltaico, soprattutto l'intervento del gestore GSE e il suo punto di vista. Ringrazio il Comune di Padova e Assoesco per averci coinvolto per il 3° anno consecutivo come partner tecnico. Okay. Sono diversi anni che noi abbiamo investito nel settore energia con l'intera gamma dei nostri servizi che vanno dal legale, diritto del lavoro, fiscale, risk and compliance, fiscale, perfino la contabilità, e quindi è un'area che necessita di tutti questi servizi. Chiudo dicendo non conosco la situazione dei tram a Padova, okay? Però se vi può consolare, nella mia capitale abbiamo speso 1 miliardo di sterline per una singola linea e quello che doveva essere 18 mesi è stato quasi 6 anni, quindi non potete fare peggio. Grazie. Tra l'altro io dico sempre, con gli scozzesi siamo accomunati dalla R dura della pronuncia. Prego. Giuseppe Rigano, executive partner di UST. Grazie Maurizio. Solo 2 parole. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti di John e siamo felici di essere anche quest'anno presenti come partner tecnico a questo evento su un tema così importante. In WST abbiamo un motto che è without haste but without rest, che significa appunto senza fretta ma senza sosta, che direi che si abbina bene al tema nostro, che prevede un obiettivo di lungo termine però da perseguire con determinazione, costanza e appunto senza sosta. Quindi siamo contenti di essere partecipi, e l'altra cosa di cui siamo contenti è vedere l'approccio, l'ha citato anche l'intervento precedente, sul tema della multidisciplinarietà, sul quale è molto importante, che caratterizza la nostra linea di servizio ai clienti. Cioè noi abbiamo un approccio multidisciplinare su vari area di servizio. L'abbiamo fatto ieri con il diritto amministrativo per la parte dell'efficienza energetica nel mondo della sanità, lo vedremo anche oggi con l'intervento di altri esperti nel settore della data protection, del tax e del real estate. Quindi ben lieti di dare il nostro contributo anche nel trattare questo importante argomento con un approccio multidisciplinare. Prima di salutarvi, ringrazio tutti coloro, oltre ai colleghi WST, che hanno contribuito a questo evento, gli altri players organizzativi e Maurizio per il tuo contributo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Come al solito dimentico di presentarmi. Io sono Maurizio Melis, lavoro per Radio 24, mi occupo di queste tematiche. Allora, adesso prima di passare ai fatti, per così dire, abbiamo un contributo video, in questo caso di Vania Gava, Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ci ha mandato i suoi saluti. Vediamo. Buongiorno a tutti, ringrazio il Comune di Padova e Assoesco per avermi coinvolto a questa 3ª edizione del Forum 2050, che rappresenta un'occasione di confronto sulle azioni in corso per raggiungere gli obiettivi climatici.
Beh, lo strumento fondamentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le politiche energetiche del Paese è senza dubbio il Piano Integrato per l'Energia e il Clima, di cui si è conclusa pochi giorni fa la consultazione e che sarà trasmesso alla Commissione entro il mese di giugno. Beh, il piano è caratterizzato innanzitutto da un approccio realistico che tiene in considerazione la maturità tecnologica delle soluzioni che sono a disposizione e anche la loro diffusione, affrontando i temi dell'efficienza e della sicurezza energetica, del sostegno all'innovazione e al rafforzamento anche della competitività, con l'obiettivo di programmare una nuova politica energetica che assicuri innanzitutto la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Beh, l'adozione di una strategia energetica nel lungo termine deve lasciare da parte ambizioni ideologiche insostenibili e questa deve essere la chiave per garantire alle imprese per pianificare investimenti, soprattutto quelli nella transizione energetica, che impongono il ricorso a nuovi modelli di produzione di energia o anche di gestione delle risorse. Beh, in questa direzione il Ministero ha appena concluso anche l'iter di adozione e anche di implementazione per il decreto delle comunità energetiche rinnovabili, di cui possono beneficiare i cittadini, le amministrazioni e anche le imprese. È in corso la finalizzazione del decreto anche sulle aree idonee, che è in conferenza delle regioni e che è assolutamente uno strumento indispensabile per poter quindi mettere a terra tutti quei modelli di sviluppo appunto che vanno verso le rinnovabili. Beh, per decarbonizzare il sistema energetico non si può fare però affidamento solo su una o sull'altra tecnologia, ma è necessario integrare nel paniere energetico, nel mix energetico, tutte le soluzioni a zero o a basse emissioni, quindi il rinnovabile. Dobbiamo parlare di migliorare l'efficienza energetica, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il nucleare, così come anche le soluzioni di economia circolare che assicurano innovazione nella gestione dei rifiuti e l'utilizzo di sottoprodotti, la riduzione dei conferimenti in discarica e la valorizzazione energetica dei residui, quindi con l'approvvigionamento dal riciclo delle materie prime. Quindi si tratta di promuovere e di sostenere lo sviluppo di robuste industrie sostenibili e circolari che possa rafforzare la competitività del Paese, di moltiplicare le opportunità commerciali, di creare nuovi posti di lavoro e affrontare un processo di transizione che sia socialmente giusta e inclusiva. La transizione energetica è una sfida che interessa trasversalmente le imprese, le associazioni, le pubbliche amministrazioni e tutti i cittadini, quindi è fondamentale la diffusione della cultura e anche della consapevolezza e soprattutto la fiducia nel processo tecnologico e anche dell'innovazione, così è importante anche, come è importante anche il coinvolgimento e la condivisione e anche la partecipazione. E quindi ancora una volta grazie per aver organizzato questo forum, grazie per avermi invitato e auguro a voi buon proseguimento. Bene, ringraziamo il Vice Ministro Gava e diamo inizio diciamo così, alle danze. Intanto io chiedo subito a Pietro Pizzolato, che sarà il mio comoderatore, partner, ormai siamo, come dire, siamo una specie di coppia di fatto, soprattutto nella fase di preparazione di questa, insieme a qualcun altro, devo dire, dello studio UST, soprattutto nella fase di preparazione di questo evento, e iniziamo a invitare gli ospiti, a cominciare da Paolo Arrigoni, che vedo lì, presidente del GSE, quindi il gestore dei servizi energetici. Benvenuto, bentornato anzi, perché è stato dei nostri anche l'anno scorso. Come sta? Bene, ciao.
Allora, sì, infatti, benissimo. Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto, benvenuta. Come capite adesso diamo inizio a una tavola rotonda dedicata specificamente al tema dell'agricoltura. Agricoltura, economia circolare, sostenibilità rinnovabili, una combinazione vincente. Qui c'è un punto di domanda, ma in realtà è una specie di obbligo quello di renderla una combinazione vincente. Poi abbiamo Massimo Chiarelli, direttore di Confagricoltura Veneto, benvenuto. Alessandra Scognamiglio, presidente di AIAS, l'Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile. E già questo sostenibile aggiunto in fondo alla parola agrivoltaico ci fa capire un po' quale sarà il tema, perché uno dice ma come, non è sostenibile per definizione? Ma adesso lo scopriremo magari. Francesco Fortuna, eccolo qua, in rappresentanza del CIB, del Consorzio Italiano Biogas. Benvenuto Francesco. Grazie. Siamo incontrati diverse volte anche per altre ragioni. E il professor Giuseppe Rizzo, professore ordinario di diritto tributario, eccolo qua, presso la LIUC. Benvenuto. Allora, poi avremo anche due inserimenti, verranno inseriti anche due, ci saranno due interventi invece di due, anzi, ora che ci penso, mi piacerebbe aggiungere una sedia qui da qualche parte, se riusciamo, o chiedo se ci riesce l'organizzazione a farmi... Vabbè, ma c'è lì quello, so come fare, niente, andiamo avanti. Perché poi diciamo, avremo due inserti che ci porteranno a fare dei focus su degli aspetti anche di ricerca scientifica d'avanguardia, ma in realtà anche molto concreti, perché c'è il mondo dell'agricoltura sta affrontando una serie di sfide, deve affrontare una serie di sfide, ma contemporaneamente le cose vanno avanti. Ecco, adotteremo questo metodo anche in altre tavole rotonde, per esempio nel pomeriggio parleremo di rifiuti, e mentre cerchiamo di risolvere una serie di problematiche, trovare una serie di soluzioni per i problemi e con le tecnologie di oggi, cercheremo anche di gettare uno sguardo avanti su quello che sta arrivando e che creerà nuove opportunità e nuovi problemi da risolvere, come quasi sempre è. Allora, io non so se in questo momento, Pietro, vuoi aggiungere qualcosa, se no io direi di andare subito da Paolo Arrigoni, allora, al quale chiedo di aiutarci intanto a capire rispetto allo sviluppo, alla diffusione delle rinnovabili, direi in particolare, perché poi voi questo aspetto gestite in particolare, ecco, che cosa fa il GSE, quali strumenti gestisce, mette a disposizione del mondo agricolo per favorire la diffusione di fonti rinnovabili e di pratiche sostenibili? Sì, innanzitutto grazie, saluto tutti e grazie per l'invito, sono venuto volentieri a questa terza edizione del forum. Evito di segnalare chi è il GSE, che cosa fa. Venendo alla sua domanda, Melis, che cosa fa il GSE per il comparto agricoltura? Beh, innanzitutto sottolineo che il comparto dell'agricoltura può beneficiare di tutti gli strumenti e le misure di sostegno appannaggio di tutti i settori, impresa, ecco, certo. quindi misure di sostegno per interventi di efficientamento energetico, per lo sviluppo delle rinnovabili, tra cui vi sono anche le comunità energetiche rinnovabili, più in generale le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energie rinnovabili, di cui voglio ricordare l'8 di aprile il GSE ha completato la cassetta degli attrezzi mettendo online i 3 portali, insomma. Infatti stanno già arrivando molte richieste, ancorché voglio ricordare che noi che siamo il soggetto gestore delle comunità energetiche lo siamo dal marzo del 2020, da quando è entrata in vigore la disciplina transitoria, e che ha visto comunque nel Paese nascere, prima diciamo delle comunità energetiche 2.0, la nascita di 150 configurazioni di autoconsumo, di cui molte anche nel Veneto. Però venendo al tema, comparto agricolo cosa gestisce? Beh, noi gestiamo 3 linee delle 6 linee di investimento che ci sono state affidate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che cubano complessivamente 5,4 miliardi di euro
solo di contributi in conto capitale per finanziare e consentire lo sviluppo di che cosa? Di biometano, di parchi agrisolari, fotovoltaico a beneficio dell'autoconsumo dell'attività agricola. Sul biometano ci sono 1.930.000.000, sulla parchi agrisolari ci sono 2,3 miliardi e poi l'agrivoltaico, 1.100.000.000. Ecco, complessivamente stiamo parlando di una cifra importante, come ho detto prima, 5,4 miliardi. Io non so se devo soffermarmi solo sull'agrivoltaico, faccio un passaggio anche sul tema del biometano, innanzitutto per riconfermare il fatto che il biometano è importante perché è economia circolare, è la stessa molecola del gas naturale e quindi consentirà la decarbonizzazione del settore industriale, in particolare il settore hard to abate. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa, manifattura che gran parte non può essere elettrificata, quindi continuerà a utilizzare la molecola e fin tanto che verrà sviluppato l'idrogeno a costi competitivi, il gas sarà ancora protagonista nella transizione e in questo caso, se riusciamo a sostituire la molecola, il gas naturale del biometano, diamo un contributo al percorso di transizione energetica. Consente anche la decarbonizzazione del settore dei trasporti e anche la riduzione della dipendenza energetica nel nostro paese, che è elevata, perché siamo al 74% di dipendenza energetica verso l'estero contro una media europea del 54%. Sul gas c'è un'attenzione molto importante da parte della Commissione europea, tanto è vero che con REPowerEU è stato innalzato l'obiettivo a 35 miliardi di metri cubi di biometano al 2030, quando invece il pacchetto Fit for 55, che è stato varato meno di 2 anni fa, prevedeva un obiettivo di 18 miliardi, quindi un obiettivo raddoppiato, che viene recepito nella proposta di revisione del Piano Nazionale Integrato Energia-Clima nel nostro Paese, con un obiettivo al 2030 di 6 miliardi di metri cubi di biometano, che rispetto ai 63 che sono i consumi dello scorso anno rappresentano comunque un 10%. Biometano per i trasporti 1,5 miliardi, 4,5 miliardi per gli altri settori. A che punto siamo? Noi seguiamo 2 discipline, il vecchio DM 2018, 168 impianti qualificati, il quasi 60% in esercizio. La producibilità di questi impianti in esercizio supera i 600 milioni di metri cubi di biometano, con un obiettivo a tendere con l'esercizio di tutti questi impianti di quasi 1 miliardo di metri cubi di biometano, questo dedicato al settore dei trasporti. Col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha visto varare un altro decreto ministeriale, quello del 2022, stiamo facendo delle procedure competitive solo su questo fine. Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è un obiettivo di una capacità aggiuntiva di 2,3 miliardi di metri cubi. Abbiamo fatto già tre procedure competitive, le prime 2 sono state discretamente partecipate, la terza ha visto una maggiore partecipazione perché ha beneficiato dell'adeguamento all'indice Istat della tariffa premio incentivante, insomma. Quindi stiamo lavorando, c'è molto interesse, ci sono delle criticità, però l'obiettivo al 2030 secondo me è raggiungibile. È chiaro che dopo il Piano Nazionale di Interessava capire se perché 6 miliardi, perché negli anni si è parlato di un ipotetico potenziale per l'Italia di 8-9 miliardi, che però molti considerano sovrastimato. 6 è qualcosa che nel 2030 lei vede come raggiungibile? Può essere raggiungibile tra, ripeto, DM 2018, DM 2022, dunque Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete tutto deve concludersi al 30 giugno 2026, c'è un dibattito in corso proprio in questi giorni, il Ministro Giorgetti auspica una proroga del termine, la Commissione Europea ha già risposto no, però è chiaro che lo sviluppo di questa tecnologia deve essere comunque sostenuta anche dopo il 2026. Passo all'agrisolare velocemente. Anche qui fotovoltaico sulla copertura delle aziende agricole, delle imprese
agroindustriali, in autoconsumo, evita l'occupazione di suolo agricolo. Abbiamo fatto già 2 procedure competitive, sulla prima 7.300 domande, assegnati quasi 500 milioni di euro. Stiamo valutando le tante domande che sono pervenute nella seconda procedura competitiva, che è stata lanciata a luglio del 2023, sono quasi 19.000 domande, siamo quasi a metà della valutazione e qui l'obiettivo è quello entro l'anno di praticamente aggiudicare queste risorse. Sull'agrivoltaico, che è il tema mi pare centrale, l'agrivoltaico è diciamo un impianto fotovoltaico innovativo, e quindi con i moduli elevati da terra, che ha la caratteristica che deve essere realizzato in area agricola, ma mantenendo con la condivisione dell'attività agricola e pastorale, che deve assolutamente proseguire. Presuppone comunque, dopo la realizzazione dei sistemi di monitoraggio, ogni anno ci deve essere una relazione agronomica di professionisti abilitati. Qui, come ho detto prima, c'è 1.100 milioni a disposizione per finanziare lo sviluppo di queste tecnologie innovative, con l'obiettivo, ripeto sempre al 30 giugno 2006, che questa capacità possa produrre 1,3 gigawatt di potenza, di energia, scusate, che comunque è una cifra molto, molto importante. A che punto siamo su questa tecnologia? Allora, il decreto ministeriale è stato pubblicato il 14 febbraio, sappiamo che nel 2022 sono state emanate dal CREA insieme al GSE le linee guida, a cui bisogna che questi impianti si ottemperino, e stiamo chiudendo le regole operative che abbiamo già sottoposto all'attenzione del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e io ritengo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il MASE possa approvare con decreto direttoriale le regole operative, e a questo punto la palla ritorna al GSE per fare la procedura competitiva. Ora, visto i tempi compressi, posso dare delle anticipazioni. Molto probabilmente ci sarà un'unica procedura competitiva, perché noi dovremo assegnare queste risorse, 1.100 milioni, entro la fine dell'anno, perché questa è la milestone, e probabilmente daremo un po' più di 30 giorni dall'approvazione delle regole operative per far partire la procedura competitiva. Così come daremo più tempo per la procedura competitiva, il decreto ministeriale, quello del 14 febbraio, da 60 giorni di finestra temporale, probabilmente i 60 giorni aumenteranno a 90, perché, ripeto, con l'unica procedura noi dovremmo praticamente accogliere, confidiamo che ci possano essere queste domande per consentire l'assolvimento, il soddisfacimento del target. Insomma. Ecco, questo è lo stato dell'arte, molto veloce su queste 3 linee di investimento. Più avanti magari riusciamo appunto anche a interagire un po' su tutte queste tematiche, capire quali sono eventuali criticità che vengono rilevate o fabbisogni. Sicuramente è molto interessante avere un aggiornamento sullo stato delle regole operative che sono attese nel settore. Intanto grazie Presidente. Abbiamo voluto in questo panel avere, oltre ai tecnici, diciamo, che si occupano delle tecnologie che ha citato il Presidente Arrigoni, anche la parte che rappresenta l'agricoltura, quindi Coldiretti e Confagricoltura. Perché? Perché spesso ce la raccontiamo tra noi, cioè tra noi intendo variamente declinati, esperti o appassionati del settore dell'energia, non facendo magari talvolta i conti con altri soggetti su cui c'è un impatto forte delle politiche
relative all'ambito energetico. Per cui quello che sicuramente ci interessa oggi capire è anche dal punto di vista delle imprese del settore agricolo quali sono le opportunità, le criticità, le difficoltà. Mai come in questi mesi stiamo vedendo anche su altri fronti, come quello ad esempio fiscale, che poi tratterà anche il collega professor Zizzo, che per quanto i concetti di rinnovabili, di sostenibilità non possano che essere assolutamente positivi astrattamente, non sempre poi la loro declinazione, la messa a terra hanno impatti necessariamente positivi su tutta la filiera. Quindi ci faceva piacere un punto di vista sul punto. Partirei da Marina Montedoro. Grazie, intanto buongiorno e vi ringrazio anche dell'invito. Allora, io partirei col dire che per fortuna oggi il ruolo dell'agricoltura, soprattutto all'interno di quello che è un modello di transizione ecologica, viene riconosciuto, direi non soltanto da GSA in primis, col quale tra l'altro a fine dicembre abbiamo stipulato un accordo come Coldiretti a livello nazionale, ma anche poi dal decisore politico. Per cui diciamo che già questo ci aiuta in quelli che sono le ricadute positive chiaramente delle politiche che noi stiamo vivendo. Io penso che non tutti sappiano, diciamo, da dove siamo partiti, ma penso che si possa dire che il settore agricolo, l'agricoltore rappresenta il settore forse pioniere di quelle che poi sono state le politiche che oggi noi stiamo vivendo e stiamo cercando poi di portare avanti. Ricordo che questo non per fare la storia di quella che è stata anche la politica unionale, ma già con Agenda 2000, cioè con la prima riforma della politica agricola comune e delle politiche di coesione sociali dell'Europa, furono introdotte le prime misure proprio a favore di quella che oggi noi definiamo transizione ecologica, che non è altro che lo sviluppo di tecnologie che consentano poi, in questo caso al settore agricolo, di sviluppare quello che è l'utilizzo chiaramente, o la produzione di energia da fonti rinnovabili, che diventa fondamentale poi oggi anche in un'ottica di quelli che sono gli obiettivi europei, pensiamo a 2030, 2050. Questo cosa ci fa dire? Che nei fatti il modello di transizione ecologica che noi abbiamo pensato e sul quale oggi cerchiamo di portare avanti le nostre politiche è proprio quello in cui l'agricoltore è al centro di questa agenda, attraverso quelli che poi sono gli strumenti che sono stati dati a disposizione. Il Presidente del GSE lo diceva, partiamo dalle comunità energetiche, arriviamo a quello che è il pannello fotovoltaico sulle coperture, che è stata una battaglia vinta, io dico da Coldiretti in primis, perché noi abbiamo sempre detto il consumo, non ci interessa il consumo di suolo, ci interessa invece cercare di favorire lo sviluppo di fonti energetiche alternative partendo da ciò che abbiamo a disposizione, ad esempio le coperture. E grazie al PNRR e chiaramente anche all'impegno della politica partendo dal MASAF e GSE sono stati realizzati appunto questi due bandi che hanno visto all'inizio una partecipazione non così importante delle aziende agricole. Perché? Perché sicuramente il primo bando aveva dei limiti, il successivo, che è stato quello appunto a cui faceva riferimento il Presidente e che oggi vede la valutazione delle ultime domande, credo che oggi siano state finanziate all'incirca 17.000 domande rispetto a quello che era la presentazione, abbiamo avuto un boom di richieste. Perché? Perché sono state, come diceva lei, ci sono state delle criticità, le abbiamo individuate, abbiamo cercato di superarle con un aumento del contributo a fondo perduto e anche la possibilità non soltanto dell'autoconsumo, che diventava comunque un elemento che poteva essere limitante nel partecipare al bando. A questo si aggiunge l'agrivoltaico, che oggi da sperimentale sta diventando invece utilizzato anche da diverse aziende agricole. Quindi, per capirci, per chi non lo sapesse, appunto il pannello fotovoltaico sollevato da terra su terreno agricolo, sotto al quale vengono poi realizzate delle colture, e si stanno facendo tanta ricerca. C'è il Daphne dell'Università di Padova, proprio perché una delle cose fondamentali è fare ricerca per aiutare gli agricoltori a utilizzare l'agrivoltaico, perché chiaramente c'è una riduzione di quella che è la resa per ettaro, e oggi noi ci troviamo in una fase di transizione anche da un punto di vista sociale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una pandemia, abbiamo assistito a conflitti che chiaramente ci hanno fatto capire da un lato l'importanza dell'agricoltura e quindi l'esigenza anche di utilizzare il terreno agricolo per ciò per il quale nasce, cioè la produzione agroalimentare.
A me piace partire anche due dati. Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di impianti che sono alimentati da fonti agricole e in agricoltura in Veneto oggi sicuramente è rilevante la produzione di biogas da un lato deiezioni, parliamo del 22%, dall'altro invece produzioni vegetali, parliamo del 36%. Un'azienda agricola media, in un'azienda agricola media il 20% dei costi fissi è rappresentato dal costo energetico. Questo ci fa capire come diventino fondamentali tutte quelle azioni, strategie e politiche che aiutano l'azienda agricola chiaramente No, prego, finisca la frase. da un lato ad abbattere, diciamo, il costo fisso e dall'altro a autoprodursi energia che poi autoconsuma e che quindi diventa una strategia, diciamo, secondaria per cercare di poi mantenere il suo reddito, senza il quale non continuerebbe a produrre esatto, cibo. E ricordiamo che in Veneto abbiamo 83.000 aziende agricole e una SAU che è limitata, parliamo di 835.000 ettari. No, stavo pensando al fatto che appunto intanto c'è una storia, la storia del rapporto tra l'agricoltura e la sostenibilità è una storia complicata. Adesso ricordiamo, nel senso che oggi è diventato molto importante il ruolo che viene riconosciuto all'agricoltura nel fare la transizione ecologica, cioè ci aspettiamo che le imprese agricole contribuiscano, e lo stanno facendo, pensiamo al biogas, pensiamo all'agrivoltaico. Nel 1962 Rachel Carson scriveva Primavera silenziosa, il libro da cui è nato il movimento ambientalista moderno, che era morto a fine Novecento a causa delle guerre e quant'altro, ed era la battaglia contro i pesticidi. E poche settimane fa abbiamo visto che, diciamo, che questa tematica non si è ancora esaurita. È veramente un rapporto complesso, ma c'è una cosa che mi ha colpito anni fa parlando proprio con degli agricoltori, relativamente al biogas. Volevo chiedere se questa visione è corretta, in cui mi si parlava più che del biogas, della fermentazione anaerobica come un anello fondamentale per le imprese agricole, perché da un lato produce energia, lei mi diceva che voi avete un 20% di impatto energetico, da un lato può produrre energia, può produrre idealmente potrebbe produrre i carburanti, pensiamo al biometano, con cui l'azienda agricola stessa potrebbe, volendo, fare andare le proprie macchine. Produce il digestato che sostituisce almeno in parte i fertilizzanti, forse non abbastanza, nel senso che ci sono delle regole forse troppo restrittive sull'uso del digestato nei campi. Ci sono alcune ricerche in questo momento che dimostrano che sarebbe un po' meglio allargare. E poi la digestione anaerobica rappresenta anche un luogo in cui conferire degli scarti, diciamo, di produzione che altrimenti dovrebbero essere conferiti altrove, rappresentando anche un costo. È vero che la digestione anaerobica occupa questo ruolo centrale, perché noi tendiamo sempre a vedere l'aspetto energetico, che giustamente, ma come dire, nell'attività di un'azienda agricola la digestione aerobica effettivamente rappresenta questo, ha questi valori aggiunti, o è un po' una nostra, cioè, come dire, un po' un'allucinazione questa? Allora, parto dall'inizio, dalla sua prima parte. Allora, intanto mi piace dire una cosa, l'agricoltore oggi non gli viene solo riconosciuto un ruolo, ma oggettivamente ha questo ruolo di custode della terra. Certo. E credo che la norma valata a inizio 2024, a febbraio, a livello nazionale, che sancisce proprio il ruolo di custode del territorio e dell'ambiente. Lo sancisce dicendo anche cosa deve fare l'agricoltore, cioè quali sono le azioni che deve mettere in atto, che sono da un lato l'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili, dall'altro la riduzione dell'uso dei pesticidi, eccetera, e altre chiaramente attività, azioni, iniziative che gli conferiscono questo ruolo. Per noi diventa sostanziale, perché anche in un'ottica di comunicazione è sbagliato quando si continua a individuare gli agricoltori come i soggetti che inquinano, perché così non è. Oggi, se non ci fosse l'agricoltore che manutende anche quei territori che sono
diciamo marginali, pensiamo alle colline, pensiamo alla montagna, ma non soltanto, anche zone che sono dove il terreno è stato poi riutilizzato che erano magari inquinati, diventa fondamentale la sua azione. La stessa cosa vale per i pesticidi. Noi abbiamo un obiettivo che è quello poi dell'Unione Europea di riduzione dell'utilizzo dei prodotti chimici e dei principi attivi di natura, diciamo, sintetici. Esatto. È chiaro che l'agricoltore per prima ha un interesse a essere sostenibile. Intanto diciamo che è tendenzialmente impossibile farne a meno, nel senso, lo sa chiunque coltiva l'orto, che se mette un po' di patate insieme arrivano i parassiti. Sì, però attenzione, l'obiettivo deve essere quello di ridurlo sempre di più. Certo. Per quanto questa possa essere un'evidenza in alcune situazioni, quello che è vero è che oggi anche il cittadino e il consumatore questo ci chiede, quindi è chiaro che dobbiamo andare verso questa direzione e saremmo anacronistici se non lo vedessimo come un obiettivo da tenere in considerazione e da perseguire. Detto questo, certo che la digestione anaerobica diventa elemento fondamentale a 360 gradi in quella che è l'azienda agricola, io direi in media, soprattutto in pianura padana, perché noi sappiamo che la zootecnia rimane ancora oggi sicuramente lo zoccolo duro di quella che è l'agricoltura e l'allevamento in una delle zone in assoluto più produttive a livello non soltanto italiano ma anche a livello europeo. Dopo c'è l'intervento, non ricordo il nome, l'avevo letto sul programma. Parliamo di TEA? Parliamo di TEA da un lato, ed è il CREA che ne parla, e mi fa molto piacere perché le MBT sono delle tecnologie che noi come Coldiretti da sempre cerchiamo di favorire proprio in un'ottica di sostenibilità, ma dall'altro parliamo di microalghe che diventano elemento fondamentale, e questo lo dicevo perché io ho l'onore di dirigere un istituto di ricerca che di questo si occupa in Lombardia, tra le varie cose, che è l'Istituto Spallanzani, e l'utilizzo delle microalghe soprattutto nei biodigestori, quindi come biomassa algale che ci può consentire di produrre da un lato energia e dall'altro biomassa che può essere riutilizzata in sostituzione di quello che è chiaramente il concime chimico, quindi i prodotti fertilizzanti, quindi con un concime organico, va a chiudere quel cerchio di bioeconomia che per un'azienda agricola oggi diventa fondamentale. Allora, a questo punto, visto che mi ha anticipato... L'ho chiamato in causa perché... direi che lo facciamo anche salire a questo punto sul palco. Gianni Barcaccia, eccolo qua, benvenuto. Venga al mio posto. No, prego. Allora... dicevo che avremmo fatto un paio di inserti, diciamo, a carattere più strettamente scientifico. Il primo è questo, riguarda queste che vengono chiamate tecnologie di evoluzione assistita, che sono tecnologie con le quali si modificano geneticamente delle piante. Questo si fa con delle tecnologie, adesso naturalmente ce lo spiega bene Barcaccia, con delle tecniche cosiddette di editing genomico, credo quelle derivate da CRISPR-Cas9, che è stata una grande rivoluzione nel settore genetico, però a me piace vederla così, con una serie di autolimitazioni che rende questi interventi, diciamo, appunto sostenibili e allo stesso tempo anche accettabili, perché c'è anche un problema di accettabilità. Allora ci spiega cosa sono, perché li stiamo per introdurre sui nostri campi. La legislazione in questo momento direi che a livello italiano lo consente, e di fatto l'Europa si è accodata prendendo un po' la normativa che avevamo messo a punto, comunque i concetti messi a punto in Italia, e estendendoli, rendendoli validi su tutto il continente. TEA. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Gianni Barcaccia, non del CREA, ma, ecco, sì. ma UniPD, quindi sono... fatemi dire, io non l'ho neanche, come al solito, fatto... Io sono laureata lì, ad Agripoli, quindi... Lo so bene. Fatemelo presentare, come al solito, io mi dimentico. No. È ordinario di genetica e genomica all'Università di Padova, e anche lavora anche all'Università della Georgia, ma lasciatemi dire, direttore del Dipartimento Daphne, è uno dei massimi esperti di genetica delle piante che potete trovare in giro in Europa. Prego. Grazie. Innanzitutto direi cosa sono le TEA. Tecnologie di evoluzione assistita, il mondo scientifico le chiama New Breeding Techniques, la Comunità Europea, il Parlamento Europeo parla invece di New Genomic Techniques, ma sostanzialmente
è l'editing genomico, la cisgenesi, a cui facciamo riferimento con le TEA. Le TEA sono tecniche di ingegneria genetica di ultima generazione, sono molto precise, agiscono su sequenze predeterminate e consentono di intervenire quindi sui genomi. Questo implica una conoscenza pregressa in termini strutturali e funzionali sui geni di cui si compone il genoma delle piante. Per intervenire deve sapere prima cosa fa quel gene, come è fatto, altri non può andare a caso. Tenevo a sottolineare questa cosa qua perché poi, se ne avrò la possibilità, vorrei anche rimarcare la profonda differenza che c'è tra le TEA e gli OGM. Dicevo, consentono di intervenire sui genomi per correggere, riscrivere, modificare, sostituire le sequenze dei geni. Questo lo possiamo fare. Disattivare, per esempio, è una cosa. Anzi, anche disattivare. È iniziato, credo che CRISPR-Cas9 sia partito come un sistema che riusciva a fare bene questo lavoro. Questi due diversi approcci. Quindi sostituire, correggere, modificare geni presenti sostanzialmente in qualsiasi genotipo varietale affinché possano essere creati nuovi alleli che quindi siano in grado a loro volta di esprimere caratteri nuovi, caratteri vantaggiosi per le varietà, caratteri che possono determinare resistenze, tolleranze, possono incidere sulla produttività, sulle caratteristiche alla base della qualità. Come giustamente sottolineava Melis, gli approcci tuttavia sono diversi e sono ugualmente importanti e ben si complementano, perché le TEA includono non soltanto l'editing genomico, il CRISPR-Cas9 o Cas9, che è la vera e propria tecnologia di editing, cioè di riscrittura delle sequenze geniche, ma c'è anche la cisgenesi, quindi la possibilità, una sorta di reincrocio a livello biotecnologico che consente di trasferire geni fra piante della stessa specie. Ecco, questa è una cosa eccoci molto importante. qua. Spieghiamo bene questo, perché non c'è solo un aspetto legato al come si fa, quindi al cosa si è in grado di fare oggi con queste tecniche genetiche, ma cosa si sceglie di fare con queste tecniche genetiche, che mi sembra questo il punto che contraddistingue veramente le TEA. Cioè, che cosa ci andrete a fare con questo editing genomico per cui noi diciamo, vabbè, ma guardate che queste TEA non sono la stessa cosa degli OGM, oppure state tutti tranquilli che, come dire, non ci sono problematiche. Perché? Ci tengo a sottolineare un paio di aspetti. Il primo è che le due tecnologie a cui faccio riferimento, il breeding cisgenico da una parte e l'editing genomico dall'altro, sono perfettamente complementari, nel senso che la cisgenesi consente di trasferire geni tra piante della stessa specie o tra specie affini, quindi sessualmente compatibili, quando questi geni esistono, quando quindi si possono trasferire per migliorare le caratteristiche qualitative e produttive di un genotipo che di per sé è già eccellente, senza alterare altri geni come invece accade con i metodi convenzionali, che determinano quello che in genetica si chiama linkage drag, cioè si migliora un carattere ma se ne peggiorano degli altri. Sbaglio se dico che questo trasferimento di geni fra specie sessualmente compatibili si potrebbe ottenere anche con un'enorme quantità di tempo e di fortuna incrociando le specie, cioè si è sempre fatto così, il trasferimento si è sempre fatto incrociando le specie. Scusi se la faccio, la dico male. No, incrocio due specie per pigliare un carattere dalla specie A e portarlo nella B. Poi rifaccio per 400 anni, ricontinuo a incrociare con la specie B per tornare alla specie B con un solo gene modificato. Invece, cosa che spesso non riesce neanche. Questo. No? Allora, noi utilizziamo metodi convenzionali per trasferire, ad esempio, in molte solanacee, pomodoro, melanzana, peperone, geni provenienti da specie selvatiche affini, che non sono coltivabili e che non producono prodotti di uso alimentare, però possiedono geni di resistenza o tolleranza a stress ambientali e anche a patogeni molto utili nel miglioramento genetico. Si fanno incroci tra la forma coltivata e quella selvatica, chiaramente nella forma coltivata si trasferiscono anche molti geni della forma selvatica che non sono desiderati
e servono programmi di reincrocio di 10-12 anni per poter recuperare il patrimonio genetico della forma coltivata originale, del gene certo. di quella selvatica. E anche quando si dovessero utilizzare nei processi di selezione strumenti molecolari, rimangono comunque geni indesiderati, linkage drag, cioè si migliora un carattere e se ne peggiora un altro. La cisgenesi consente di trasferire, per intenderci, da pomodoro a pomodoro, quindi nell'ambito della stessa specie, un gene in maniera mirata, senza che questo si porti dietro altri geni. Spazzatura varia, diciamo, mi lasci dire così. E questo è un grande vantaggio ed è una delle tecniche all'interno dell'ETEA. Poi c'è l'editing genomico e l'editing genomico a sua volta può essere utilizzato per due diverse finalità. Un knockout genico, cioè si impedisce a un gene di funzionare. Un gene non funziona più e questo evidentemente noi lo facciamo quando il gene controlla qualcosa che non c'è qualcosa che non ci piace. Ha un effetto negativo. È una cosa che potrebbe avvenire in natura, e questa io la vedo un po' così, cioè sono tutte modifiche che potrebbero avvenire spontaneamente in natura, potrebbe arrivare il raggio cosmico giusto, colpire il seme del pomodoro nel momento giusto e disattivare quel gene. Voi lo fate in modo mirato. Questa che ho appena descritto è una perdita di funzione, poi c'è l'altra che è un guadagno di funzione, ovvero si riscrive la sequenza di un gene o addirittura si sostituisce per intero la sequenza di un gene, ma in questo processo quello che si fa in laboratorio attraverso tecniche molto raffinate e riproducibili di ingegneria genetica è di modificare elementi della sequenza di DNA, nucleotidi. E questo è un processo che a tutti gli effetti è uguale a quello che avviene in natura spontaneamente con le mutazioni. Per cui si inducono artificialmente mutazioni che di fatto potrebbero accadere anche in natura. Anzi, accadono nei campi continuamente senza che nessuno se ne preoccupi. È vero, verissimo, tant'è che un gene editato, cioè modificato per uno o alcuni nucleotidi, che già fa parte del genoma di una specie, non è un estraneo, è un componente essenziale di quel genoma. Se di questo gene modificassimo uno o alcuni nucleotidi, come accade con l'editing genomico, e non venisse dichiarato che questo processo è stato promosso artificialmente, sarebbe impossibile da distinguere dal processo naturale. Per far capire quanto, da un punto di vista evoluzionistico, non a caso sono state chiamate tecnologie di evoluzione assistita, i due processi siano assolutamente sovrapponibili. Ecco, naturalmente c'è molta preoccupazione che questa cosa venga percepita con preoccupazione, che non ha motivo di esistere, perché, come dire, qui ognuno si assume, io mi assumo volentieri di dire questa cosa, sono materie studiate molto, molto approfonditamente. Di fronte a un cambiamento climatico, di fronte agli effetti devastanti in alcuni casi del cambiamento climatico, voi pensate cosa vuol dire nelle valli del Barolo, dove se tu coltivi l'uva di Nebbiolo in quella valle la puoi chiamare Barolo, se la coltivi in un altro posto non la puoi più chiamare così, se cambiano le condizioni ambientali non ci puoi più coltivare il Nebbiolo. Allora, rendere quell'uva magari un po' più resistente alla siccità consente di mantenere. Noi stiamo cambiando il clima così velocemente che se non diventiamo veloci anche nell'adattare le colture finisce male. Io tendo a vederla così e questo è un modo pulito, senza, come dire, controindicazioni di fare questo lavoro, purché poi effettivamente si faccia quello che ci ha spiegato il professore. Io mi sento di poter dire, affermare che l'innovazione genetica sia determinante per il futuro dell'agricoltura in un contesto in cui servono varietà che possano resistere o tollerare avversità ambientali, che possano contribuire a mitigare i rischi associati ai cambiamenti climatici. Senza questa innovazione genetica io non prevedo un futuro roseo per l'agricoltura in generale, non solo del nostro paese, e fare innovazione genetica significa costituire nuove varietà utilizzando l'ETEA. Non abbiamo alternative. D'altro canto queste sono tecnologie se non che richiedono secoli. Possono essere, io questo lo vorrei sottolineare con forza, che non possono essere in nessun modo confrontate
con le piante geneticamente modificate, dove geni provenienti da specie diverse, talvolta anche appartenenti ad altri regni, venivano trasferiti da funghi, pesci, senza poter stabilire dove l'evento di ricombinazione, cioè di integrazione del gene estraneo, potesse avvenire nei cromosomi dell'organismo ricevente. Qui siamo in grado invece di determinare il locus preciso, la sequenza target, di poter riprodurre in maniera attenta, verificabile, la modifica indotta. certo, Cioè sono certo. ambiti completamente diversi. completamente Allora io, a parte che lei mi aveva detto che era pieno di impegni, si è liberato miracolosamente oggi, quindi credo che in realtà siamo anche arrivati a fine tempo. Io spero che magari torneremo in questo festival a trattare, in questo evento a trattare di questi temi. C'è bisogno di fare molta informazione e soprattutto di combattere la probabile disinformazione, mi lasci dire così. Per intanto grazie Gianni Barcaccia. Grazie a voi, grazie. Presto. Allora, Pietro, visto che stiamo parlando di innovazione, io andrei direttamente al prossimo ospite, a Massimo Chiarelli, direttore di Confagricoltura Veneto, quindi altra anima, ma sempre che rappresenta il mondo delle imprese agricole. Abbiamo toccato alcuni degli aspetti, l'agrivoltaico, su cui adesso torneremo, il tema del biogas, sono tutti tecnologie che in qualche modo aiutano il mondo agricolo a vincere le sfide della sostenibilità interne al mondo agricolo stesso e anche aiutano il resto della società. Il biogas serve a tutti, come abbiamo questa molecola. Ecco, a proposito di sfide da vincere, abbiamo parlato di TEA, ma poi c'è per esempio tutto il mondo tutta questa invasione di tecnologie digitali nel vostro campo, direi che campo metaforicamente, fisicamente parlando, no? E anche qui insomma ci si aspetta un contributo importante per esempio proprio alla sostenibilità dell'agricoltura, mi lasci dire. Sì, tutto quello di cui si è parlato da parte dei primi relatori è molto interessante, è nella logica della sostenibilità futura non solo del settore agricolo ma di tutta la collettività. Sono tutti elementi che devono essere portati avanti assieme, no? Altrimenti qualcosa non funziona, non si riesce ad arrivare in maniera efficiente all'obiettivo che ci siamo posti. Abbiamo parlato di TEA, no? E quindi il professore ci ha raccontato l'evoluzione di questa opportunità che è fondamentale per risolvere tutta una serie di problematiche che ci sono legate anche al cambiamento climatico. Però è anche giusto dire che siamo ancora nella fase sperimentale, non possiamo ancora utilizzarle noi come mondo agricolo. Questo deve essere chiaro, ci sono ancora dei paletti che non sono ancora stati tolti a livello normativo, pertanto quello che ci ha raccontato è ancora in fase sperimentale, lo stanno sperimentando e per fortuna che ne è stata data la possibilità, cosa che non era possibile 2 anni fa, e quindi siamo in una fase... È stata consentita la sperimentazione in campo di queste tecnologie che prima non sarebbe Pochissimi giorni fa l'Università di Milano ha testato in campo, sta testando il riso, no? Resistente al brusone, ecco, una cosa fondamentale per noi. Ecco, questa è la prima possibilità. Parlava di solanacea e di altre cose, siamo tutti molto attenti e interessati a capire dove si andrà e quelle che saranno le opportunità. Banalmente poi ridurre i pesticidi diventa plausibile se tu hai reso la pianta resistente. Il ragionamento è proprio questo, cioè Farm to Fork, di cui si è appena parlato, che fa parte del New Green Deal, no? Fa sì che ci siano degli obiettivi di arrivare nel 2050 a ridurre il 50% per esempio l'utilizzo dei fitofarmaci. È stato detto prima, l'utilizzo dei concimi inorganici e di arrivare fino ad un 25% di produzione biologica. Questo è l'obiettivo che si è posta l'Unione Europea e poi ci sono l'utilizzo di minori prodotti anche per quello che riguarda la zootecnia.
Tutto questo deve essere accompagnato quindi da tutto ciò che ci porta avanti la scienza, quindi nel caso delle TEA, e anche un altro tipo di scienza applicata che è legata all'intelligenza artificiale di cui lei mi faceva cenno prima. Ecco, qui ci sono, proprio io l'ho visto nell'arco di pochissimo tempo, nell'arco di qualche anno, un'evoluzione incredibile di quelle che sono le opportunità che vengono messe a disposizione e che vengono utilizzate in questo caso da parte delle aziende agricole. Quindi, per esempio, l'utilizzo di software, di particolari che riescono a leggere i dati dal satellite e contemporaneamente riescono a leggere i dati delle capannine meteo, dei sensori che vengono posizionati sul territorio per far sì che ci sia il miglior utilizzo di acqua, no? Ecco, un tema fondamentale è anche la diminuzione di disponibilità di acqua. Ci siamo in un periodo, basti pensare a 2 giorni fa, il professor Tarolli dell'Università di Padova mi ha mandato su WhatsApp una mappa dell'aumento della temperatura a livello europeo, quindi siamo arrivati a temperature incredibili e quindi la siccità ci sta sempre di più coinvolgendo. Noi non avremmo mai pensato che nella nostra nazione di avere questi problemi, eppure anche per esempio nel delta del Po stiamo ragionando da tempo su soluzioni che si possono avere per ridurre il problema del cuneo salinio, che è dato dal minor quantitativo di acqua che viene trasportata dal fiume Po. Ecco, tutti questi temi che possono essere risolti con diciamo elementi genetici, no? Di miglioramento genetico. Si può anche migliorare, mi faccia dire, si può anche migliorare un po' l'irrigazione, perché la parte che è andata più in crisi è stata la parte del paese più ricca d'acqua. Certo. Nell'Italia centrale, dove usano il goccia a goccia, perché sulle colline non puoi sparare l'acqua, se no va a valle, hanno avuto meno problemi di siccità di quelle che abbiamo avuto in pianura padana, che è piena d'acqua. Sì. Diciamo che c'è da migliorare anche su questo. Da parti, ha ragione, parti e parti della pianura padana, perché ci sono metodi che sono ancora legati a centinaia di anni fa, gli stessi, con una dispersione idrica enorme, no? Poi non arriva acqua nel delta e quindi noi siamo alla fine di un percorso e quindi siamo penalizzati da questo punto di vista. Però Esatto, lo sappiamo bene, ma qui c'è anche un problema politico, perché non si vuole definire una vera autorità di bacino del fiume Po che decida chi può utilizzare quando possa essere utilizzata l'acqua. Nessuno vuole decidere, il governo, ecco qua entro nel tema politico, però anche queste sono cose che ci interessano direttamente, perché non possiamo pensare che si abbiano portate a Ponte Lago Scuro inferiori ai 450 metri cubi al secondo, che è l'elemento base da cui si calcola la risalute del cuneo salino. Ecco, questo è un concetto. Ma ritornando al discorso dell'intelligenza artificiale, ci sono anche dei software che vengono utilizzati, che si chiamano DSS, Decision Support System, ormai di utilizzo generalizzato, però, che danno tutta una serie di informazioni, utilizzando capannine, banche dati, tutta una serie di elementi tecnici disponibili sul territorio per intervenire dal punto di vista fitosanitario nel momento opportuno, quindi ridurre in maniera importante l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Ecco, quindi questo, che non è fantasia, è qualcosa di veramente concreto, di pratico, che noi dobbiamo sempre di più trasferire a livello aziendale, trasferire magari in maniera anche più, come dire, forte, e ci dobbiamo credere tutti quanti che questa è una soluzione per ridurre tutta una serie di... Poi naturalmente la meccanica va avanti anche questa di pari passo, si sta parlando di agricoltura 5.0, perché stanno migliorando sempre di più dal punto di vista tecnico anche le strutture che distribuiscono questi prodotti fitosanitari, che distribuiscono questi... Oggi si può arrivare, c'hanno sistemi che vedono le dimensioni dei frutti mano a mano che crescono, stabiliscono che è meglio spruzzare quel punto della chioma piuttosto che l'altro. Si va a un livello di precisione, infatti si parla di agricoltura di precisione, non a caso. Esatto, perché... nel giro di pochissimi anni, è incredibile questo, di pochissimi anni abbiamo avuto un'evoluzione incredibile, ma utilizzabile davvero per le nostre aziende. Certo. Questo secondo me è la sfida del prossimo futuro. Grazie. Ma direi che queste sono tematiche che ci lanciano direttamente su alcune questioni che penso siano rilevanti
sullo sviluppo dell'agrivoltaico. Cioè parliamo di adattabilità delle colture, parliamo di intelligenza artificiale e di sistemi che ci aiutano a far performare meglio le colture. Come conciliamo poi veramente lo sviluppo di impianti agrivoltaici e le colture che dobbiamo metterci sotto perché siano tali? Quali sono le difficoltà, quali sono le soluzioni? Passerei la parola alla dottoressa Scognamiglio. Beh, io forse la lascerei ancora agli interlocutori che si occupano di agricoltura, perché appunto ero qua che prendevo appunti perché sento tante cose interessanti. Sì, adesso l'ho acceso. Allora, innanzitutto grazie, io ho preso molti appunti perché è da tanto tempo ormai che si parla di agrivoltaico, però è veramente difficile farsi un quadro chiaro poi di come procedere. Credo che uno dei problemi principali sia che ovviamente quando parliamo di qualcosa dovremmo essere tutti d'accordo sul capire di cosa stiamo parlando. Quindi il primo oggetto su cui mettersi d'accordo è proprio l'oggetto della discussione. E quella parola sostenibile in fondo ad Associazione Italiana Agrivoltaico, perché in realtà appunto cioè non è che sta scritto nelle leggi di natura che cos'è l'agrivoltaico, siamo noi che decidiamo, no, nel senso... Allora, l'apertura del Presidente Arrigoni mi rinfranca perché appunto nella definizione di agrivoltaico le due parole che sono state usate sono innovativo ed elevato. L'agrivoltaico sostanzialmente è nato come una possibile soluzione per conciliare lo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto del fotovoltaico che di fatto hanno bisogno di spazio, non consumano suolo perché il fotovoltaico per come è configurato nel rapporto di ISPRA sul consumo di suolo non consuma suolo perché la percentuale di copertura è piuttosto ridotta, o meglio è sotto il limite appunto di ISPRA. Quindi quando l'agrivoltaico è stato concepito era abbastanza chiaro come era fatto, quindi la cosa più evidente è lascio libero lo spazio per le attività agricole, quindi sposto più sopra il fotovoltaico e cerco di mettere insieme tutti gli aspetti positivi di questo possibile approccio. Le prime realizzazioni che abbiamo in Italia, che peraltro sono anche le prime proprio a scala europea, sono di questa natura, dopodiché è cominciata una gran confusione appunto nel capire di che cosa stavamo parlando. Quindi agrivoltaico è diventato una parola confusa che è stata impiegata sostanzialmente da chi proponeva progetti di fotovoltaico a terra prima che fosse definito normativamente. Appunto il Presidente citava le linee guida CREA e GSE del 2022 che immagino siano quelli appunto del MITI a cui hanno partecipato anche Enea ed RSE, che purtroppo sono delle linee guida ma non sono un indirizzo normativo. Quelle linee guida sono state scritte in un momento in cui sostanzialmente c'erano moltissimi impianti in autorizzazione che utilizzavano questa parola agrivoltaico ma che non aderivano a nessun principio che fosse stato scritto perché il principio appunto non era stato ancora scritto. Tutto questo ha fatto generare, io credo, una... L'agrivoltaico non è un impianto fotovoltaico messo su un campo agricolo, no, se no quello si chiama fotovoltaico a terra, che va... siccome abbiamo tante aree anche dismesse, non è che sia sbagliato in sé, però bisogna distinguere perché sono due cose diverse che hanno anche due costi di realizzazione, credo, no? molto diversi. Forse io farei, se posso chiudere questa cosa? Sì, no, certo. Io penso che ci sia un paragone che può aiutare moltissimo, che è quello con gli edifici, fotovoltaico negli edifici. C'è una storia, insomma, anche per l'incentivazione per quanto riguarda il fotovoltaico integrato negli edifici, abbiamo usato questa parola integrazione o abbiamo detto fotovoltaico sugli edifici. Allora, se ci immaginiamo un modulo fotovoltaico messo fuori casa, questo va benissimo. Una cosa diversa è se poggiamo il modulo fotovoltaico sul tetto, perché in questo caso non consumeremo solo, utilizziamo una superficie già esistente. Altro è se sostituisco un vetro dell'edificio con un vetro fotovoltaico, perché in questo caso è chiaro che è una reale sinergia. La lista delle prestazioni di quel componente è una lista complessa a cui quel nuovo componente, quel nuovo approccio deve corrispondere. Il caso dell'agrivoltaico è più difficile, perché non abbiamo a che fare con un sistema che è quello dell'edificio, che è un sistema tecnologico, in cui c'è l'edificio e ci sono gli utenti, ma abbiamo a che fare con un sistema in cui c'è una parte tecnologica, il fotovoltaico, e una parte vivente, quindi molto più difficile da modellare, che si inseriscono poi in un contesto ancora più complesso in cui avvengono tutte le operazioni dell'agricoltura, siamo all'interno del paesaggio, eccetera. Quindi il mio intervento in questo senso è: non pensiamo che sia un'addizione o che sia un semplice risparmio di suolo, è una cosa completamente diversa, una sinergia che va pensata, e per me è stato molto interessante ascoltare perché ci sono
ovviamente l'agrivoltaico potenzialmente è un grandissimo integratore di innovazione, quindi potrebbe essere proprio l'oggetto anche simbolico sul quale noi ci concentriamo per poter far avvicinare questo tema dell'energia a tutti, perché il cibo e l'energia interessano a tutti, anche il paesaggio, però dobbiamo approfittare di questa possibilità di esprimerne l'innovazione. Quando invece la discussione si ferma su un carattere molto generale, che è agrivoltaico sì no, secondo me non andiamo lontano, perché agrivoltaico non è un concetto astratto, è una declinazione in singoli progetti che possono possedere dei gradi di qualità o possono non possederli. Ci sono addirittura, io non, come al solito mi dimentico sempre di presentare gli ospiti, dovrebbe essere la base, ma me ne dimentico spesso. Alessandra Sconamiglio è una delle massime esperte di agrivoltaico e soprattutto di come far convivere e ottimizzare, diciamo, la convivenza fra la parte tecnologica e quella, diciamo, biologica. Ci sono casi studiati in cui si migliorano addirittura le rese agricole perché alcune specie beneficiano di un po' di ombra in certe ore, quindi e ci sono casi invece in cui si hanno magari delle perdite importanti, quindi è quasi un caso, è quasi sempre tailor made in teoria, no? Come si dice, il lavoro che bisognerebbe fare, perché bisogna trovare questa convivenza non ovvia. Sbaglio a dire questo? Allora, grazie per avermi definita come una delle massime esperte. Io sono e mi occupo appunto, lavoro in Enea dal 2000, quindi ho molta esperienza sul fotovoltaico e sulle applicazioni integrate. Allora, sicuramente sì, tutto questo è vero, però appunto ancora una volta è da mettere in evidenza che tailor made non significa di piccola scala, perché vorrei dire che anche questa è una cosa importante, perché anche l'agricoltura è qualcosa di industriale. Quindi tailor made vuol dire veramente pensare a quell'intervento, alla capacità della specie, ma anche del metodo di cultura usato in una certa regione d'Italia, che è una cosa che si ricollega al clima e alla cultura, quindi poi dopo al paesaggio. Insomma, vanno pensati tutti i sistemi in un contesto che deve aderire a delle regole generali, di cui sicuramente quella base è che se parliamo di agrivoltaico, la parte agri non può essere trascurata. E dopodiché deve avere delle regole di dettaglio che sono degli obiettivi di qualità che non possono essere locali, chiaramente. Faccio una domanda secca e poi dico che anche Arrigoni forse aveva qualcosa da dire su queste tematiche. C'è il rischio oggi che incentiviamo per agrivoltaico una cosa che di fatto è un fotovoltaico a terra, che, ripeto, non è sbagliato, però forse non ha bisogno di incentivi il fotovoltaico a terra, nel senso che sta in piedi economicamente anche da solo. Vedi questo pericolo? La domanda è per me? Sì. Sarebbe bello che rispondesse il GSE. No, certo, mi interessa molto l'opinione del GSE. Certo. Io immagino che per i progetti da PNRR ci sia una corsia preferenziale per le autorizzazioni, perché è chiaro che immagino che sia così, perché se non fosse così, chiaramente in autorizzazione ci sono degli impianti che per esempio non aderiscono ancora alle linee guida di monitoraggio perché ancora non le conosciamo, quindi anzi sono io curiosa di sentire se c'è questo rischio. Arrigoni. No, a parte il fatto che anche il semplice fotovoltaico a terra con la volatilità dei prezzi, con il prezzo dell'energia di oggi che fortunatamente è ben lontano da quello del 2022, siamo probabilmente intorno ai 75 euro a megawattora, io personalmente vedo da qui e nei prossimi anni meno iniziative che vanno a mercato, ma sempre più iniziative che vanno praticamente ad appoggiarsi sulle procedure competitive che saranno gestite dal GSE e che comunque garantiscono al produttore comunque una tariffa e quindi dei ricavi. Il fotovoltaico, l'agrivoltaico innovativo è chiaro che ha un costo maggiore, dovrà essere sicuramente garantita la continuità dall'attività agricola e pastorale, dovranno essere messi in campo dei sistemi di monitoraggio e ogni anno, ripeto, ci dovrà essere una relazione agronomica che dovrà attestare lo stato del microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo stesso, e non è un caso che questa linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede 2 misure di sostegno, un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione dell'impianto, che varia, c'è un riconoscimento, questa spesa ammissibile dipende dalla taglia dell'impianto,
e anche una tariffa in conto esercizio, anche questa variabile in base alla taglia dell'impianto, che può essere, anzi è integrata da un contributo che tiene conto anche dell'irraggiamento che è diverso nelle zone del paese, tanto è vero che nelle regioni un po' lo stesso modello della comunità energetica rinnovabile è realizzato col fotovoltaico, quegli impianti agrivoltaici che vengono realizzati nelle regioni del nord avranno 10 euro a megawattora in più di tariffa in conto esercizio, quelle delle regioni dell'Italia centrale 4 euro a megawattora, e comunque vedremo con l'esperienza sull'andamento di questi bandi come questa tecnologia innovativa potrà consolidarsi nel Paese, insomma, e dare ovviamente anch'essa un contributo molto importante al percorso di transizione energetica e al perseguimento degli obiettivi di maggiore penetrazione delle rinnovabili, che, lo ricordo, al 2030 il nostro Paese deve ancora installare altri 75 gigawatt di è un numero spaventoso. Un numero spaventoso, di cui gran parte fotovoltaico e una parte decisamente importante di eolico, ma lo voglio sottolineare, ricordare qui o segnalare che sono diversi strumenti che stanno per essere messi in campo per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. Il FER-X, che subentrerà al FER-1, che va a incentivare le tecnologie mature, prevede solo quello entro il 2029, il sostegno a 67 gigawatt di potenza. Prendiamo il FER-2, anche questo è addirittura d'arrivo, che va a finanziare le tecnologie innovative che sono l'eolico offshore, il fotovoltaico flottante, anche su acque interne. Anche questo è un elemento molto importante che interessa il mondo dell'agricoltura. Per esempio si possono ridurre le evaporazioni dai bacini. Infatti secondo me questa tecnologia, che ha un riconoscimento ancorché contenuto nel FER-2, che è il provvedimento che va a incentivare le tecnologie innovative, eolico offshore, fotovoltaico flottante, geotermia, emissioni nulle, avrà un altro spazio molto probabilmente anche nel FER-X, che è quello che va a finanziare 67 gigawatt. Se poi ci aggiungiamo quindi 67 il FER-X, 4,2 il FER-2, tecnologie innovative, 5 gigawatt l'obiettivo delle comunità energetiche rinnovabili, 1,4 gigawatt l'agrisolare, 1 gigawatt l'agrivoltaico, diciamo che la cassetta degli attrezzi, in parte definita e un'altra parte che dovrà essere definita entro nei prossimi mesi, dovrebbe consentire il raggiungimento di quegli obiettivi. Poi è chiaro che non si può parlare solo esclusivamente di sviluppo delle rinnovabili, ma se il tavolino di cui le rinnovabili rappresentano una gamba non vedono parallelamente lo sviluppo dei sistemi di accumulo e dell'adeguamento delle reti di distribuzione e di trasmissioni, che sono fondamentali, perché noi stiamo puntando su delle rinnovabili, fotovoltaico e eolico, che non sono programmabili, che dipendono dalle condizioni meteo, mentre bisogna garantire la sicurezza energetica, la sicurezza del sistema energetico, insomma. Questa è la vera sfida. Se avessimo delle fonti, se il sole e il vento si accendessero quando diciamo noi, avremmo risolto il problema della transizione energetica in 5 minuti. Il vero problema è che non è così. Infatti molti ragionamenti si stanno facendo, il dibattito sul ruolo del gas naturale, no? Nella generazione elettrica, che deve rappresentare un base load, il rilancio del nucleare, che anche il nostro governo sta comunque tenendo in considerazione, perché poi le rinnovabili da sole non bastano. Di cui ci occuperemo domani per la Tra l'altro domani mattinata, se potesse, le consiglierei di restare per una mattinata di fuochi d'artificio, credo, domani. Il nucleare è la tecnologia che ha la minore intensità carbonica e ovviamente un'alta densità energetica, e quindi se l'obiettivo madre di questa transizione energetica è quello di ridurre le emissioni della CO2, no? Il net zero, perché viene giustamente attribuito alla CO2. So di chi sia questo cellulare, ma sarebbe utile spegnere.
principale responsabile dell'aumento della temperatura del pianeta, qualche considerazione sull'opportunità che io definisco condizione necessaria per accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili. Sul nucleare bisogna porsi. Chi ce l'ha se lo sta ponendo e lo sta rilanciando, anche per una questione di competitività. Comunque domani ne parliamo, grazie, ci aiuta anche a fare un po' di pubblicità la giornata di domani. Domani parliamo di questo tema, soprattutto cercheremo di ragionare. Io devo dire, ci ho provato anche l'anno scorso, confesso con scarso successo, di ragionare su quale nucleare, perché forse se riuscissimo a fare un dibattito su quale nucleare, quale caratteristiche deve avere il nucleare, perché stanno arrivando novità veramente importanti, cioè tra la terza, adesso non voglio cambiare argomento, ma il passaggio alla terza o terza generazione plus rispetto alla seconda è stato un po' come dire, un lifting, ma tra la terza e la quarta generazione cambia tutto, cioè parliamo di un'energia nucleare diversa che ha caratteristiche molto diverse, e forse se riuscissimo a discutere di questo e arrivare a un identikit di cosa ci andrebbe bene, invece di dividerci fra pro e contro, sarebbe più utile. Credo che una battuta sui temi, su quanto è stato detto finora sull'agrivoltaico al mondo dell'agricoltura, una breve reazione a quello che avete sentito, e poi torniamo a parlare di biogas con il prossimo intervento. Se avete qualcosa da dire, ditelo. Grazie. Allora, faccio solo un breve inciso. Allora, positivo, noi dobbiamo cercare di andare verso l'agrivoltaico e credo che il tentativo in corso sia evidente. Ci tengo invece a dire una cosa: quando parliamo di fotovoltaico a terra, il binomio fotovoltaico a terra, consumo di suolo è evidente, e non è che se stiamo sotto ad un livello che può essere quello indicato da ISPRA sul consumo di suolo dovuto a pannelli fotovoltaici a terra, allora questo significa che siamo tranquilli, perché così non è, perché l'obiettivo deve essere non consumare terreno agricolo che è destinabile a produzioni agricole. E questo lo dico in una regione dove ogni mese noi vediamo proposti progetti di fotovoltaico a terra, e tante volte che vanno a occupare anche superfici di 20, 30, 60 ettari che sono terreno agricolo, e lo vediamo proprio perché ancora oggi, nonostante, come diceva il Presidente, oltre a essere terreno agricolo, questa perché è l'unica cosa che non riesco bene a capire del ragionamento, permesso che sono d'accordo sulla base, a parte che non no, però attenzione, non è ma è terreno agricolo o è terreno coltivato? Perché noi abbiamo milioni di ettari di terreno che sono abbandonati da decenni, su quelli si potrà... È terreno agricolo e terreno coltivato, e finisco perché stavo facendo questo inciso. Il Presidente diceva probabilmente si andrà verso un fotovoltaico che comunque ha un supporto, diciamo, in termini di contribuzione, perché sta diventando sempre meno, tra virgolette, remunerativo, usiamo questo termine. Ma la verità è che noi oggi vediamo ancora tantissima speculazione dovuta a fondi di speculazione che investono in Italia e in una regione come il Veneto appunto per fare fotovoltaico a terra. Ma qui non stiamo parlando di Regione Veneto, qui stiamo parlando di soggetti che possono essere multinazionali o fondi che hanno questo interesse. E cosa fanno? Arrivano in regione, prendono in affitto del terreno da agricoltori, perché è chiaro che l'affitto che loro riescono a dare è maggiore della redditività di un terreno che è sottoposto invece a colture agricole, ed è chiaro che questo diventa il famoso rischio poi di consumo agricolo. Noi Regione Veneto, io ci tengo a dirlo perché abbiamo lavorato per 3 anni per arrivare alla fine del 2022 all'unica norma regionale che non è stata impugnata dal TAR e quindi non è stata ritenuta incostituzionale, che oggi diventa paradigma anche per le altre regioni, perché in Sicilia e in altre regioni invece è stata impugnata, che indica in modo chiaro dei limiti per gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 1 megawatt. E qual è, diciamo, la strategia che abbiamo utilizzato proprio per cercare di non andare a consumare il suolo? Cioè, quando si fa un impianto, si propone un progetto di impianto fotovoltaico sopra al megawatt, c'è quella che viene definita, noi abbiamo un rapporto di asservimento 1:15. Che cosa vuol dire? Che se uno arriva in Veneto e vuole fare 1 ettaro di fotovoltaico a terra per impianto superiore a 1 megawatt, deve avere in proprietà o in affitto almeno altri 15 ettari nella stessa provincia. Questo è chiaro che diventa un limite che ci aiuta in quella che è la battaglia contro il consumo di suolo. Per cui ricordiamolo, cioè, c'è un binomio che è fotovoltaico a terra e consumo di suolo, non possiamo far finta che così non sia. No, certo. Non so se vuole aggiungere qualcosa su questo. Quello che ha detto Marina mi trova d'accordo, infatti abbiamo portato avanti assieme questa legge che ha garanzia di tutto il mondo agricolo veneto.
Per quello che riguarda l'agrivoltaico c'è molta attenzione, effettivamente siamo arrivati in un momento dove ne abbiamo viste di tutti i colori, tantissime proposte anche tecnologicamente diverse eccetera. Io credo che la logica dell'abito su misura sia molto interessante, cioè di individuare una metodologia adatta ad ogni tipo di azienda in modo tale che questa possa essere diciamo applicata, e questo sarà il futuro, perché a me piacerebbe che tante aziende associate medie, grandi, insomma in base alle proprie capacità, ci sono anche impianti agrovoltaici del settore frutticolo, no? Che possono essere utilizzati, utilizzino questa opportunità per migliorare anche il proprio reddito e dare il proprio apporto anche di miglioramento sostenibile alla collettività. Ecco, questo è il tema del prossimo futuro, dare l'opportunità per tante aziende di dimensioni diverse, ecco, non solamente le grandi, ma tutti quanti. Brevissima. Sì, una cosa al volo, non volevo essere fraintesa alla dottoressa Montedori, dicevo soltanto che il tema è comune. Io presiedo un'associazione che si chiama appunto Agrivoltaico Sostenibile, perché rispetto a certe pratiche che non ci sembravano particolarmente aderenti all'idea di agrivoltaico ci siamo mossi, ma prima ancora si è mosso Enea. Quindi voglio dire, io dicevo semplicemente che il consumo di suolo è definito in un modo per cui il fotovoltaico a terra non è consumo di suolo, quindi partiamo da questo. Allora, secondo me il punto non è tanto non consumare suolo, ma, perché ovviamente siamo tutti d'accordo, ma cerchiamo di utilizzarlo nel modo migliore possibile, il che vuol dire mettendo insieme tutte le possibili sinergie, proprio perché riconosciamo un grande valore al suolo. Confagricoltura è stata tra i soci fondatori di AIAS, l'associazione che presiedo. Esattamente l'altro ieri ho avuto un incontro con Donato Rotundo e Roberta Papili, e tra l'altro siamo d'accordo sull'organizzazione anche di una serie di iniziative future, ma per esempio a MacFruit siamo presenti AIAS con il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali e con il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, proprio con un tema che è l'agrivoltaico incontra l'ortofrutta. Quindi molto molto pratico, perché poi il riscontro che voglio dare è positivo, che al di là di questo tema purtroppo confuso, ma anche perché molto è stato affidato appunto a una comunicazione secondo me sbagliata e molto divisiva, però invece c'è un fermento grande, un fermento di ricerca, un fermento di applicazione, di ricerca di approcci di business che siano sostenibili, di dare valore al cibo, perché secondo me su questo poi le organizzazioni agricole hanno un'importanza fondamentale. Se l'imprenditore energetico dice a me del cibo non interessa niente perché tanto il valore di mercato è basso, insomma non c'è ideologia o non c'è approccio idealistico che possa tenere. Da qualche altra parte va dimostrato che abbiamo diritto a una sicurezza non solo energetica ma anche alimentare, e quindi quel cibo è fondamentale, ma questa è un'operazione che possono fare soltanto coloro che rappresentano il mondo dell'agricoltura. Diciamo che l'aspettativa è che l'agrivoltaico fatto bene, visto che adesso andremo a parlare veramente di biogas fatto bene, diciamo che l'agrivoltaico fatto bene complessivamente dovrebbe ridurre il consumo di suolo, nel senso che mettendo assieme più funzioni dovrebbe richiedere meno suolo di quanto ne richiederebbero le due funzioni separatamente, se no non si capisce che cavolo lo facciamo a fare, detto brutalmente. Dottor Fortuna, arriviamo al biogas. Come sta andando il passaggio dalla riconversione degli impianti da biogas alla produzione di biometano? E poi volevo anche chiederle quanto rilevanti sono gli incentivi nella riconversione, perché chiaramente se io vado a fare un nuovo impianto ho dei costi che forse, ma lo chiedo in modo totalmente imparziale, senza retorica, forse se invece io ho un impianto che già funziona a biogas e mi trovo solamente a riconvertirlo e poi a manutenerlo, perché chiaramente ha dei costi di manutenzione e di esercizio, la necessità che ho dell'incentivo e per rendere attrattivo questo tipo di intervento può essere diversa. Come la vede? Qual è la posizione del consorzio e com'è la situazione? Vedo il Presidente, che ringrazio per l'apertura sul biometano, che sorride perché hai fatto una domanda per nulla banale, anzi vorrei dire che oggi forse è il grande tema del trade-off che c'è tra il continuare la produzione di energia elettrica piuttosto che trasformare gli impianti in biometano. Questo è il momento, direi, perché la chiusura del PNRR, ormai non l'arrivo del PNRR, è incombente, e quindi tutto ciò che viene oggi
determinato grazie all'incentivo che può portare il PNRR, sappiamo anche che non sarà sufficiente per continuare il processo di, chiamiamola, biometanazione degli impianti di biogas. Quindi oggi il tema focale è dividere quelli che sono gli impianti che sono oggettivamente patrimonio nazionale per la produzione di biometano, perché di questo parliamo. Noi sappiamo benissimo che oggi il biometano diventa una fonte alternativa estremamente importante, soprattutto per il fatto che ci tiene liberi da condizionamenti internazionali e che potrebbe, se gestito bene, portarci ben oltre i 5 miliardi e 7, i 6 miliardi di cui parlava il PNIEC, e quindi che dovremmo raggiungere al 2030, perché volendo potremmo veramente fare molto di più. Il problema oggi però è che la sostenibilità dell'investimento, no? Noi veniamo da un periodo in cui a chiusura 2012 l'impianto biogas, l'ultimo impianto biogas incentivato è stato fatto a fine 2012 e quindi l'ultimo impianto trasformabile sarà nel 2027. Queste fasce temporali ci dicono cosa? Che dal punto di vista dei contributi noi potremmo comunque tentare di, grazie alla tariffa del 22, potremmo tentare di portare per esempio fino al 2030 questo sistema incentivante, e dovrebbe permettere alle aziende che fanno oggi biogas di poter arrivare al 27 con una fine di produzione elettrica, per poi passare anche senza i contributi a fondo perduto del PNRR verso la produzione. Sono gli utili che controbilanciano. Certo. Esattamente. Il tema altro fondamentale però, da dove siamo partiti, c'è un altro argomento molto importante. Ci saranno molti impianti che non sono per nulla economicamente vantaggioso, non è per nulla vantaggioso convertirli a biometano, perché sapete bene che le reti devono accettare questo gas, il trasporto, liquefazione e altro sono molto onerosi, e al netto di impianti molto importanti, la media dell'impianto, il megawatt, no? Che era un po' l'impianto esistente, non è capace oggi di sostenere spese oltre il famoso chilometro e mezzo, quindi la vicinanza al metanodotto, piuttosto che... Se devo tirare una linea, un gasdotto di 5-10 km per collegare una produzione di pochi, diciamo, da poco, diciamo, di biometano, il gioco non vale la candela. E quindi lì che si fa? Si va avanti a fare elettricità, si spera. Allora, esattamente, quindi oggi però bisogna stare attenti, perché se da un lato questi impianti saranno sicuramente non adeguabili e non adatti, dovranno comunque essere sostenuti dalla FER 2 che arriva, piuttosto che proprio di questi giorni, di ieri. Aspettiamo con grande ansia che ci sia la pubblicazione dell'allegato della delibera dell'autorità che definisce i termini economici che saranno legati probabilmente di prosecuzione di quegli impianti che sono arrivati a scadenza, e quindi per dare del tempo perché questa energia venga comunque prodotta e utilizzata dal Paese e al contempo ci permetta di poter trasformare il tutto in impianti biometano ove possibile. In questo ambito noi siamo impegnati su fare cosa? Dobbiamo cercare da un lato di fare, appunto, continuare a fare energia elettrica, farla bene, con il biogas fatto bene, per esempio, dove il cibo e la produzione anaerobica permetta davvero il trade-off perfetto della circolarità, il biodigestato, la digitalizzazione e altro, aiuti ancora questo Paese a progredire. Dall'altra parte c'è un tema infrastrutturale molto importante per il biometano. Oggi noi, da un certo punto di vista, possiamo soffrire anche di mancanza di struttura. Cioè abbiamo avuto un ritardo dovuto sostanzialmente alla crisi energetica russa, per capirci, e quindi il dover approvvigionarsi e portare verso il gas liquido, questo paese che invece prendeva il tutto dalla Russia in prevalenza e altre fonti. Questa conversione ha portato a un rallentamento generale che ha impedito in un certo senso che le istituzioni riescano a dare in tempi rapidi risposte, per esempio, al sistema della reversibilità. Porto un esempio semplice. Oggi noi abbiamo produzioni locali all'interno di biometano che sono molto lontane dagli assi principali, i metanodotti, quelli ad alta pressione, ma sono magari abbastanza vicini alle aree comunali, dove si può introdurre il gas a bassa media pressione. Ecco, tutto questo sistema... Tra l'altro conviene, perché meno comprimi, meno energia sprechi, diciamo. Esattamente.
E quindi c'è anche una sorta, possiamo chiamarla di autoconsumo. Ecco, qui bisogna correre, perché se non corriamo non riusciremo mai a creare le condizioni perché davvero il biogas diventi biometano, perché non potremo introdurlo nelle reti. Quindi SNAM è impegnata, certo, ma credo, e qui il Presidente lo sa benissimo, credo sia arrivato il momento davvero di dare un colpo d'ala e cercare di dare concretezza a questo. Per contro è un sistema che è a lungo respiro, quindi abbiamo 15 anni, normalmente le tariffe fisse, diciamo, come vengono sono a 15 anni. Ecco, sostenere per esempio l'adeguamento all'inflazione è una cosa fondamentale. E soprattutto un'altra cosa che ritengo molto utile è il poter portare questo gas, e l'aveva anticipato il Presidente, in ambiti diversi. Oggi noi non possiamo pensare di destinarlo esclusivamente ai trasporti, d'altra parte dobbiamo andare verso l'hard to abate, che oggi chiama molto gas e vorrebbe davvero, faccio un esempio banale, ci sono aziende che oggi stanno esportando negli Stati Uniti, avere il bollino che il gas che utilizzano è biometano è quasi equipollente al beneficio fiscale e economico che ha nel produrlo. Ecco, questi sono i temi fondamentali dove oggi il biogas fatto bene, come Maurizio parlava ieri sera, porterà quei benefici che auspichiamo tutti. Bisogna sostenere questi passaggi e sostenere in particolare la convenienza economica come gli agricoltori oggi sul territorio devono avere la garanzia di piani quinquennali. Ultimo, perché è un tema non banale, è l'aspetto finanziario. Oggi dobbiamo banchizzare spesso questi impianti, gli agricoltori lo sanno bene, e non sempre il sistema bancario è così reattivo. Anche in questo senso forse bisognerà pensare a un intervento, non dico pubblico, ma sicuramente SACE si è già messa in moto e ci sono attività di questo genere, dove chi oggi trasforma un impianto, fa un impianto da un greenfield classico, possa trovare nel sistema bancario le giuste sicurezze e il giusto supporto. Qualcosa, altrimenti andiamo avanti, che siamo anche un po' in ritardo. E a me sarebbe piaciuto capire una cosa, però vi chiedo di rispondere o con un sì o con un no, perché non abbiamo tempo di fare altro. Quegli impianti a biogas, che hanno prodotto elettricità per biogas per mezzo del biogas, essendo incentivati per 15 anni, quindi io mi aspetto che sia stato ammortizzato l'investimento iniziale. Da qui in avanti, se continueranno a produrre elettricità, non se fanno il passaggio al biometano, perché lì c'è un altro investimento importante dal punto di vista del capitale, stanno in piedi economicamente, cioè sul mercato, si riesce a stare sul mercato, considerando che il biogas vi dà anche il digestato, considerando che il biogas vi fa anche da luogo di conferimento. Si riesce a stare sul mercato o c'è bisogno di un supporto costante che a questo punto chiamiamo col loro nome sussidio e non incentivo, perché l'incentivo dovrebbe servire a una partenza. Sono sinceramente curioso di sapere qual è la situazione. No, ma guardo il mondo dell'agricoltura, perché ce l'hanno loro l'impianto a biogas nel... Diciamo che... O caso per caso, com'è la situazione? La situazione è che l'approccio attendiamo FER 2 che diciamo che avrà bisogno di un minor contributo, ma non ci potrà essere senza un sussidio, soprattutto perché abbiamo a che fare premesso con che, ripeto, l'agricoltura fa un'attività di presidio del territorio, cioè che sono cose che andrebbero riconosciute, ma forse è il caso di cominciare a ragionare così, cioè capire bene quali sono anche le esternalità positive dell'agricoltura, dargli un valore, e a quel punto perché non darglielo attraverso canali come questo, no, del biometano? Ragionamenti che si stanno facendo nel FER 2 ci potrebbe essere questa opportunità, d'altronde lo voglio sottolineare, spegnere impianti a biogas, e qui si sta parlando in particolare di quelli piccoli, no? Perché diciamo quelli di taglia medio-grande hanno l'opportunità di avvalersi della linea di investimento sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma spegnere un impianto a biogas, tra l'altro, significa dare un colpo all'economia circolare, ma anche alla stessa produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Cioè, questa viene considerata rinnovabile, quindi faremo un passo indietro
a un percorso già difficoltoso per raggiungere, ripeto, quegli obiettivi sfidanti, per il quale, lo ricordo, si stanno per mettere in campo degli strumenti che però presuppongono comunque, a livello generale, comunque delle misure di sostegno. Forse un numero, Presidente, che non abbiamo dato e che magari è interessante, è che oggi ci sono in Italia più di 1800 impianti che producono biogas. Di questi è ragionevole pensare che un po' più della metà potrà essere convertito a biometano, ma attenderci che almeno dagli 800 ai 1000 impianti, perché ce ne saranno ancora, se il FER2 farà un processo come ci auspichiamo di crescita anche strutturale, no? Modelli francesi per esempio, guardando anche oltre Alpe e capendo un attimo impianti di piccole dimensioni, ma parte di un sistema potrà portare, ecco, tenete conto, ci sono più di 1000 megawatt a terra oggi, una produzione elettrica oggi di 7 terawattora, quindi No, ma proprio perché facevo questa domanda proprio perché è importante mantenere in vita queste strutture, importante per la transizione, importante per gli agricoltori che ci hanno investito, ma anche importante per i cittadini, perché quegli incentivi, come dire, sono stati pagati con le tasse dei contribuenti, quindi poi spegnere un impianto sarebbe, io credo, veramente un po' un crimine. La domanda era sincera, ricordiamo che il fotovoltaico, cioè le fonti rinnovabili come il sole e il vento hanno costi marginali pressoché nulli, perché il vento e la luce sono gratis. Nel settore del biogas non è così, nel senso che le materie che devono essere convertite c'è un costo marginale di gestione che non è affatto zero, ecco, quindi la cosa ha senso. Concedimi l'ultimo messaggio su questo argomento, quello che sta uscendo da ARERA. Infatti. E sta uscendo cosa? Ci sarà un legame molto stretto per chi prosegue la produzione temporaneamente. In che direzione? Nella direzione di agganciarlo ai costi, quindi il gasolio, il mais, la produzione agricola, che vada a condizionare di fatto questo, chiamiamolo contributo, chiamiamolo aiuto, chiamiamolo come ma che sicuramente è indispensabile per poter continuare a produrre. Ce lo diciamo, insomma, è una cosa che va fatta, bisogna trovare una soluzione stabile e basta, no per 10 anni, per 7 anni. Se vogliamo che continui questa cosa, bisogna trovare una soluzione stabile, ragionevole ma stabile. Professor Zizzo, passiamo a qualche considerazione invece di carattere fiscale. Insomma, abbiamo visto che l'agricoltura è stata protagonista di tutto il dibattito, però è un momento caldo anche per quello che riguarda gli aspetti fiscali legati al settore dell'agricoltura. Quali sono le questioni più calde e le considerazioni più attuali da fare sul punto? Sì, grazie, buongiorno. Qualcuno ha detto che diciamo, il Green Deal rischia di diventare un Green Dream, no? Da quanto ho ascoltato oggi mi sembra che questo rischio sia abbastanza remoto, perché comunque operatori e istituzioni si stanno muovendo, diciamo, in quella direzione. Senza dubbio la legislazione tributaria, diciamo, può fornire un contributo insieme, diciamo, alle sovvenzioni pubbliche, in alternativa alle sovvenzioni pubbliche, diciamo, a scongiurare questo rischio, no? Lo può fare perché? Perché indubbiamente attraverso la legislazione tributaria si può distribuire sulla collettività quelle che sono i sacrifici che sono imposti per generare queste, diciamo, esternalità positive, sacrifici in termini di competizione, in termini di produzione, che sono imposti agli operatori agricoli dalle regole diciamo, alle regole che seguono il filone Green Deal, Piano Nazionale di Resilienza, Resistenza e Resilienza e così via. Ovviamente, diciamo, sul versante tributario questo tipo di interventi possono essere immaginati lungo due sistemi, due approcci: un approccio, diciamo, estemporaneo di incentivazione a specifiche attività, a specifici investimenti, a specifiche innovazioni,
e in questo senso ci si può muovere col credito d'imposta, con deduzioni, ci si è mosso, insomma credo che l'agricoltura di precisione abbia potuto e possa beneficiare dei crediti d'imposta sull'innovazione che da qualche tempo caratterizzano il panorama tributario italiano. Altro tipo di intervento è invece un intervento, diciamo, di carattere maggiormente sistematico. Al momento abbiamo una legge di riforma tributaria e quindi questa legge di riforma tributaria ci consente di verificare la sensibilità, diciamo, della legislazione tributaria a livello di sistema verso le tematiche delle imprese agricole. In effetti, diciamo, troviamo nella legge delega di riforma tributaria alcuni criteri direttivi che riguardano proprio il settore agricolo. In particolare troviamo la previsione dell'estensione del sistema di determinazione catastale anche a imprese di attività di coltivazione del terreno, diciamo senza terra o con limitato impiego di terra, attività che fino adesso sono state tenute escluse dalla determinazione catastale che, va detto, diciamo, ha indubbiamente dei difetti, in particolare la sua rigidità e quindi la sua incapacità di un adattamento veloce e rapido all'evoluzione, ma ha anche dei vantaggi. Vantaggio è quello della semplificazione applicativa, vantaggio è anche quello di, diciamo, incentivare produzioni innovative, produzioni efficienti. Quindi, diciamo, la determinazione catastale indubbiamente può essere uno stimolo nella prospettiva indicata e la legge delega in questo senso si muove. Nella relazione si parla per esempio delle vertical farm, si parla delle colture idroponiche, si può immaginare appunto di estendere questi criteri di determinazione catastale anche a culture aeroponiche e così via. Quindi sganciarsi dal terreno evidentemente però comporterà una rivoluzione nelle modalità di determinazione poi catastale che oggi sono collegate al fattore terreno e sono sempre state collegate al fattore terreno, quindi vedo poi, come dire, delle difficoltà concrete a realizzare un sistema di determinazione catastale che non sarà più basato sulle potenzialità del terreno. Questo è un ambito su cui si sta muovendo. L'altro ambito su cui ci si sta muovendo è sempre in una logica che viene richiamata nella relazione di promuovere una maggiore orientare le imprese agricole verso una maggiore attenzione alla sostenibilità, alla lotta, diciamo, ai cambiamenti climatici, non solo appunto con coltivazioni fuori terra, ma anche attraverso attività di coltivazione e allevamento che sono diciamo sensibili alla lotta al clima. E in questa prospettiva si prevede una determinazione, qui non è specificato quale sia, qualcuno immagina che possa essere una determinazione catastale, altri ipotizzano invece che ci dovremmo avvicinare a soluzioni di semplificazione, per esempio attraverso forfettizzazioni di costi, per la tassazione di beni prodotti attraverso queste attività. Ora, il concetto di bene prodotto attraverso di attività di coltivazione o allevamento volte alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela ambientale è un concetto abbastanza vasto e indeterminato. Nella relazione si parla ad esempio dei crediti di carbonio e quindi dei redditi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio derivanti appunto da attività di cattura e stoccaggio del carbonio. Bisogna vedere se appunto il governo coglierà questa occasione per un riordino di una serie di normative che si sono sviluppate nel tempo in maniera abbastanza anche disordinata e estemporanea, dalle normative
penso in particolare per esempio a quelle normative che riguardano proprio la produzione di energia elettrica o calorica da impianti, diciamo, da attività agroforestali, che hanno anche recentemente dato vita ad una serie di controversie tra operatori, tra imprenditori e imprese agricole e agenzie delle entrate. Il governo ha ancora circa 16 mesi, erano 24 dall'agosto 2023 quando è stato approvata la legge delega. Fino adesso diciamo, il governo si è impegnato in quei moduli della riforma che erano meno, che avevano un minore impatto sul gettito. Prima o poi si auspica passi anche a quegli ambiti un po' più delicati che possono avere un impatto sul gettito come questo, e vedremo come, diciamo, questi criteri potranno essere in concreto realizzati. Non so se ci possiamo fermare qui con il suo intervento. Io volevo chiudere, perché io mi scuso anche con Sergio Ferraris che ho visto in platea, il prossimo moderatore, perché se riusciremo ad aggiungere 8 o 9 minuti di ritardo ai 20 di ritardo con cui siamo partiti, speravo di recuperare, ma allora chiedo di raggiungermi ad Andrea Moro, che è coordinatore del Comitato Industriale, faccio spazio intanto, grazie professore, della European Algae Biomass Association. Appena sono state citate poco fa le alghe, mi piacerebbe negli ultimi minuti, recupero un microfono, fantastico, grazie. Cercare di capire che ruolo possono avere quest'altra dimensione, no? Tra l'altro uno immagina le alghe le coltiviamo nel mare, ma manco per niente in linea di massima, magari un giorno si potrà anche fare, ma in realtà poi le alghe sono roba da agricoltori, non da, diciamo, non so, da sommozzatori. Ecco, insomma, mi faccia dire così. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, le alghe sono nella maggior parte degli stati europei sono considerate agricoltura, l'Italia è tra questi, ci sono degli stati tipo il Portogallo dove invece è considerata trasformazione industriale. Per alghe sì, si intendono molte cose, microorganismi spesso non visibili a occhio umano, quindi non so, potete pensare a quella polvere verde che si vede nei fossi a primavera o a inizio estate, di solito è una specie di clorella, ma un'alga che magari adesso è più diffusa, più conosciuta, la spirulina è un'altra alga non visibile a occhio nudo, che però messa tutta assieme fa una macchia verde che poi raccolta e processata può diventare cibo. Quello che mi premeva dire anche in maniera molto veloce per aiutare anche Maurizio nel chiudere in fretta. Allora, la nostra associazione conta circa 200 aziende socie in Europa e diciamo una decina in Italia. Nel tema dell'energia possiamo inserirci a diversi livelli, ma la cosa che mi preme più sottolineare è che alcune delle cose che sono state citate, noi conosciamo bene le ricerche dello Spallanzani, la fabbrica di bioenergia, la stessa Università di Padova ha dei gruppi a biologia, ad Agripolis e a ingegneria chimica che studiano e che impiegano le microalghe anche in ambito energetico, è che oggi non siamo più alla sperimentazione. In Europa ci sono decine di aziende che producono microalghe a fianco a dei biogas. Questo perché? Io stesso rappresento un'azienda che in Italia ha una produzione importante in Sardegna di microalghe legata alla produzione di biogas. Questo per due motivi: uno, sfruttiamo i cascami termici per scaldare le vasche di coltivazione, ma si parla di diciamo migliaia di metri quadri, in alcuni casi anche di ettari, e sfruttiamo
all'inizio, 10 anni fa, a livello sperimentale, poi grazie al lavoro dello Spallanzani, grazie al lavoro di diverse università, sfruttiamo la componente azotata, la componente di fosforo presente all'interno dei reflui come fonte di nutrimento per le alghe. Questo per riuscire ad abbattere il costo di produzione e questo per riuscire anche a trasferire in etichetta un concetto di sostenibilità. In qualche modo aiutiamo, certo in una percentuale che si tratta di, se arriva al massimo al 10%, aiutiamo anche i produttori di biogas ad avere un po' meno azoto, un po' meno nitrati da dover smaltire o da dover stoccare. E questa è una cosa assolutamente utile, lo vediamo soprattutto negli impianti che si trovano in pianura padana, sono degli interventi molto utili. Una delle cose che volevo dire rispetto alla produzione alla conversione dei biogas a biometano. Allora, da un lato io ero a settembre al convegno del GSE a Roma su questi temi. No? Da un lato si parlava appunto che l'aspettativa di conversione doveva essere maggiore già a settembre, quindi si voleva correre ai ripari aumentando gli incentivi, rimodulandoli, si parlava di trovare il modo di aumentare gli incentivi per arrivare a 3 km invece che a 1,5 km come distanza utile, oltre ovviamente a quella che io condivido di poter sfruttare anche le reti locali, non le reti di distribuzione. La paura nell'allungamento degli incentivi del biogas è che ci sia un effetto freno alla conversione, no? Quindi bisognerebbe, senza cercare di procrastinare troppo la decisione, cercare innanzitutto di fare una mappatura seria per capire se ci sono quelli che potrebbero essere eventualmente esclusi perché effettivamente hanno la rete vicino o cose di questo tipo. Ma l'altra idea che lancio, più a favore delle aziende come quelle che rappresento con l'associazione, è possibile legare il prolungamento degli incentivi a delle pratiche di sostenibilità reale, a un lavoro serio sull'abbattimento dei nitrati, sul contenimento delle esternalità negative del biogas e del biometano, perché io sono assolutamente a favore del mantenimento del biogas, del mantenimento del biometano come energia rinnovabile. Si parla di transizione energetica, non è che schiacciamo un interruttore e domani facciamo tutto elettrico. Ci consente questo anche, a parte quello che diceva Maurizio, che non tutte sono convertibili le industrie a elettrico, alcune restano energivore e consumano gas, e poi il sistema paese ci consente di avere una certa autonomia. Studiare dei modi che possano legare il prolungamento dell'incentivo a delle effettive pratiche, non necessariamente attraverso le microalghe, ma a delle effettive pratiche di contenimento delle esternalità negative. Chiudo dicendo che ne parlavamo anche ieri con Alessandra, che con alcune aziende, adesso io sto lavorando con la BayWa di Monaco di Baviera che fa pannelli fotovoltaici semitrasparenti o significativamente trasparenti, stiamo andando a sostituire le coperture delle serre, perché tipicamente la coltivazione di alga in Europa avviene sotto serra, in Asia e negli Stati Uniti avviene a cielo aperto con alcuni problemi e con alcuni vantaggi. Noi invece, lavorando sotto serra, stiamo cercando di sostituire le coperture delle serre con dei pannelli trasparenti, no? E questo non a livello sperimentale e basta, ma stiamo cercando di installarli in... Siamo uno dei campioni del mondo in Italia sui pannelli fotovoltaici. Spero che state parlando anche con loro, sennò poi dopo gli dico chi sono. No, vabbè, dopo è che sai, a volte l'efficienza tedesca... No, però non li conosco. Comunque, ecco, erano solo due veloci idee anche per non portare... No, ma grazie, mi sembrano anche 2 idee molto centrate, molto concrete, che è uno stimolo interessante per concludere questa tavola rotonda che insomma mi è sembrata complessivamente una tavola rotonda anche piacevole per il dibattito che c'è stato. Grazie a tutti gli ospiti. Passo subito la parola a Sergio Ferraris, insomma con un po' di ritardo, ma mi fanno così, non so perché. Ah beh, certo, beh, io gli passo il microfono, poi sarà lui a intrattenervi mentre voi fate le cose.